Telespettatori Tele4, buongiorno, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste che vi terrà compagnia fino alle 10 come al solito. 040 977 8910 è il numero di telefono cui intervenire, svegliatrieste@tele4.it è invece l'indirizzo di posta elettronica cui potete inviare le mail. Potete cominciare a telefonare e a inviare le mail quando lo desiderate. I nostri ospiti, il presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca sarà con noi dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 sarà invece con noi il consigliere comunale del Partito Democratico Luca Salvati. Leggeremo assieme il Piccolo e il Corriere della Sera, rivedremo alcuni dei servizi che sono andati in onda nel telegiornale di ieri, però come sempre partiamo dalla pagina del meteo e soprattutto con la situazione generale. A seguito del passaggio di un fronte atlantico nella notte fra ieri e oggi, sul Friuli Venezia Giulia tra questa mattina e sabato affluirà aria secca. Da domenica correnti da ovest in quota riporteranno nuvolosità prima di un marcato fronte atlantico che arriverà martedì 7. Vediamo le previsioni. Nella notte e primo mattino cielo coperto e tempo umido con deboli precipitazioni, più diffusa a est con quota neve sui 600 metri circa. In mattinata rapido miglioramento a iniziare dalla Carnia, ma sulla costa il sereno arriverà intorno a mezzogiorno. In pianura soffierà bora moderata, più sostenuta lungo la costa. Dalla sera le temperature scenderanno sotto zero in pianura. Per domani cielo sereno poco nuvoloso e di notte farà piuttosto freddo, specie in montagna. In qualche fondovalle si andrà ben sotto i meno 10 gradi, gelate in pianura. Per domenica, già che ci siamo, sui monti variabile, su pianura e costa coperto. Allora, la prima pagina del Piccolo è questa, come vedete sotto il titolo 400 giorni alle Olimpiadi 2026, Goggia Cortina la mia preferita. Un mese di vacanze con 7 giorni di ferie, ecco i ponti da sfruttare quest'anno. Allora, il titolo riguarda le pensioni, stretta sui nuovi pensionati. Nel 2024 il 19% in meno di lavoratori in quiescenza, assegno alleggerito da quest'anno. I requisiti restano quelli della riforma Fornero, ma con il governo, si legge nel titolo, le uscite hanno subito un giro di vite. Per quanto c'è un'intervista al primario del pronto soccorso Cominotto, poi per quanto concerne la reporter detenuta in Iran, vertice a Palazzo Chigi, poi Meloni incontra la madre. C'è un commento che riguarda, diciamo, la politica degli Stati Uniti, il primo duello che divide i trumpisti. Ancora ci spostiamo dall'altra parte per quanto concerne le indagini sul monossido, mansarda sequestrata e infine, sempre per quanto riguarda la cronaca, l'incidente di Capodanno. La ragazza del villaggio del pescatore che ha perso l'occhio a Capodanno per un anno è stata per un razzo, è stata trasferita all'ospedale di Udine. Colpo da 40.000 euro in un alloggio di San Vito, cassaforte sradicata. Quindi abbiamo un servizio, il Piccolo ha un servizio che prende le mosse dal discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925, quindi 100 anni fa, quando diventammo dittatura. La pagina 2 e 3 del Piccolo riguarda le pensioni, ci arriveremo più tardi e vediamo la prima pagina del Corriere della Sera. Sotto il titolo Lo sport, l'Inter batte l'Atalanta. Per quanto riguarda la Supercoppa, oggi Juventus-Milan, laddove c'è anche subito sotto il titolo la scomparsa di Aldo Agroppi, uno spirito libero che amava il Torino. Il titolo riguarda il caso Sala, braccio di ferro con l'Iran, la madre dalla Meloni, la cella non la segni a vita. Secondo gli Stati Uniti, Abedini, che sarebbe l'ingegnere
iraniano arrestato e che avrebbe, in questo caso avrebbe scatenato poi questa sorta di ritorsione nei confronti dell'Italia da parte di Teheran. Dice l'ingegnere resta pericoloso, la Farnesina convoca l'ambasciatore di Teheran, il vertice a Palazzo Chigi, l'Unione Europea liberare la reporter. I 2 ex militari e gli attentati negli Stati Uniti, così è troppo, imprese in allarme sul prezzo del gas, valori record dal 2023. Poi la scomparsa di Rosita Missoni, moglie di Ottavio Missoni, quindi insomma c'è come dire, anche qualche cosa di noi in questo lutto. Poi dopo c'è ancora, qualcuno forse ricorderà, l'eterno intrigo di Portofino. Ricorderete Villa Altachiara con i suoi misteri e intrighi che ritornano sempre, dalla morte della contessa Augusta alla battaglia dell'oligarca russo per riaverla dopo il sequestro perché troppo vicino a Putin, al ritorno di Raggio. La seconda pagina del Corriere della Sera è dedicata al caso Sala. Rimaniamoci. No a ricatti su Sala, l'Iran insiste, liberate Abedini, la procura sull'uomo dei droni, no ai domiciliari, Meloni riceve la madre della giornalista. Gli Stati Uniti ai magistrati, già fuggiti US e altri 6, bisogna tenerlo dentro, le garanzie di Teheran. Ecco, questo è Mohammed Abedini Najafabi, 38 anni, iraniano, è stato arrestato in Italia il 16 dicembre con richiesta di estradizione degli Stati Uniti che lo accusano di aver fornito ai Pasdaran componenti per i droni. Nella lista nera delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea i Pasdaran non ci sono, l'appiglio che può guidare le mosse di Nordio. Cecilia Sala è detenuta da 15 giorni nella prigione di Evin, è stata arrestata il 19 di dicembre, quindi 3 giorni dopo l'arresto di Abedini. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, il giornalismo non è reato. Poi il premier Meloni ieri ha sentito il padre di Cecilia Sala e ha ricevuto a Palazzo Chigi la madre della giornalista. Il vicepresidente ministro degli esteri Tajani ieri ha convocato l'ambasciatore iraniano alla Farnesina. Non capisco perché mettono le età. Il guardasigilli Carlo Nordio segue le richieste legate all'ingegnere iraniano Abedini, laddove Alfredo Mantovano, sottosegretario a Palazzo Chigi, ha la delega per i servizi segreti che ieri erano presenti al vertice. Allora, proseguiamo, forse c'è ancora qualche pagina, difatti. La madre preoccupata per le condizioni della figlia rispetto al lavoro che si fa per lei. Dice anche la madre Cecilia è un'eccellenza italiana, non lo sono solo vino e cotechini, non può essere segnata per la vita. Ricostruiamo assieme al Corriere. Cecilia Sala, giornalista del Foglio e di Cora Media, è partita per Teheran il 12 dicembre con un volo da Roma, ingrandiamo così leggiamo meglio, e un regolare visto di lavoro giornalistico valido una settimana. La data di rientro in Italia era stata fissata sin dall'inizio per il 20 dicembre con l'acquisto del volo di ritorno. Dopo la consegna alla redazione di 3 puntate del suo podcast Stories, Cecilia Sala non ha più risposto a telefonate e messaggi. Il 19 dicembre sia il suo compagno, il giornalista Daniele Raineri, che Cora Media hanno allertato l'unità di crisi del Ministero degli Esteri. Il 20 dicembre la giornalista non ha preso il volo di rientro e ha avvisato la madre e il compagno. Sono in carcere, sto bene ma fate presto. Mercoledì, dopo altre telefonate, i familiari hanno parlato di condizioni drammatiche, dorme per terra, le hanno tolto
gli occhiali da vista. Democratici o repubblicani, la linea degli Stati Uniti non cambia. Andrea Di Giuseppe, che è stato eletto con Fratelli d'Italia nel Nord America, poco probabile una svolta prima del 20 gennaio. Bisogna vedere la gravità del reato. Abedini è stato arrestato per terrorismo. Negare l'estradizione sarebbe un errore, quindi il caso è veramente complicato. Trump Day, Meloni deciderà, ma non c'è stato un invito ufficiale. A giorni la scelta se essere alla Casa Bianca. Donald Trump nell'incontro di dicembre a Parigi ha invitato personalmente Meloni alla cerimonia di insediamento. Nessun premier italiano è mai andato alla cerimonia per l'entrata in carica di un presidente degli Stati Uniti. Per ora non sono giunti inviti ufficiali, anche per questo è incerta la presenza della Meloni. Torniamo al piccolo per appunto le pagine interne, soprattutto quella che parla di pensione. Allora, in pensione sempre più tardi è il titolo. In 6 su 10 nel 2024 hanno avuto accesso alla quiescenza con il superamento dei 67 anni. I requisiti restano quelli della riforma Fornero che col governo Meloni hanno subito una stretta. A incidere sui numeri anche gli incentivi per chi resta al lavoro pur avendo già maturato i titoli. Chi esercita questa opzione si vede liquidata in busta paga la quota contributiva a proprio carico del 9,19%. Allora, qui c'è una prima scheda, un sommario più che una scheda. Allora, uscita anticipata. I parametri parlano di 64 anni di età, 25 di contribuzione effettiva e una pensione risultante pari ad almeno 1.604,23 euro, vale a dire 3 volte l'assegno sociale. Sono i nuovi requisiti dell'anticipo pensionistico previsto per i lavori in regime esclusivamente contributivo, cioè senza contributi versati prima del 1996, se decidono di utilizzare per il raggiungimento della soglia anche l'eventuale pensione integrativa. L'importo minimo è ridotto a 2,8 volte l'assegno sociale per le donne con un figlio e 2,6 volte per quelle con 2 o più figli. Per quanto riguarda le misure della finanziaria, c'è anche la proroga di un anno di quota 103. Potranno accedere alla pensione anticipata i lavoratori che nel corso del 2025 raggiungeranno il doppio requisito di 62 anni di età e di 41 di contribuzione, sommando tutte le gestioni previdenziali non sovrapposte temporalmente. La pensione viene calcolata con il contributivo e non può superare, fino ai 67 anni di età, l'importo di 2.394,44 lordi, 4 volte la minima. Confermate anche le finestre mobili per il pensionamento, 6 mesi nel privato, 7 nel pubblico. Parla anche di una beffa perché l'assegno pensionistico nel 2025 risulta alleggerito e la colpa è del coefficiente. Maggiore è l'aspettativa di vita, più si riduce l'importo mensile erogato. A incidere sui numeri, questo l'abbiamo già letta, qui ci sono anche le, come si chiama? Ci sono anche le tabelle che non sto a leggere. Fra eccezioni e paletti, smettere di lavorare alla soglia dei 64 anni è traguardo per pochi. L'opportunità vale utilizzando solo il metodo contributivo e il governo potrebbe includere anche i lavoratori con sistema misto. Lo sbarramento dei 1.623 euro e almeno 25 anni di contributi è appunto si fa la somma, diciamo così, di tutto quello che viene detto nella pagina. Allora, proseguiamo. Vertice urgente per Cecilia Sala, il trattamento sia rispettoso. C'è qui una tabella, anche in questa una tabella, una scheda
che parla proprio del carcere. Il carcere è stato costruito nel 1972 sotto il regime dello Shah per prigionieri politici. Dopo la rivoluzione del 1979 è diventato il principale centro di detenzione per dissidenti, giornalisti, attivisti e minoranze etniche. I detenuti stimati sono circa 15.000. Si parla di carenze igienico-sanitarie e celle sovraffollate, uso sistematico di isolamento, tortura ed esecuzioni sommarie e limitato accesso alle cure mediche. Eventi tragici: c'è stato il massacro di migliaia di prigionieri politici e l'incendio durante una serie di proteste antigovernative. Nel 2022 per 45 giorni vi è stata incarcerata la blogger italiana Alessia Piperno. La detenzione di Cecilia Sala, isolamento totale, senza contatti visivi né con guardie né con altri detenuti. Gli occhiali da vista le sono stati sottratti, rendendo impossibile la lettura. Dorme per terra con 2 sole coperte, una come giaciglio e l'altra per ripararsi dal freddo pungente. Nessun materasso. Luce al neon accesa 24 ore su 24, cibo consegnato attraverso una fessura della porta senza alcun contatto umano. Allora, torniamo un attimo, avete pazienza, ecco, possiamo andare avanti. E si parla di sanità in questa pagina del Piccolo, e a livello nazionale ricoveri in aumento per gli interventi in cliniche private convenzionate, sono oltre 1 su 3 nelle strutture accreditate, le degenze medie sono le più lunghe dell'Unione Europea. C'è un'intervista al primario Cominotto: negli ultimi 2 mesi via 5 colleghi, questo è il direttore del pronto soccorso, se ne perderemo altri si dovrà ricorrere ai libero professionisti per coprire i turni. I giovani scelgono le specializzazioni ambulatoriali e rifiutano lavoro notturno e stress. Troppi accessi non necessari penalizzano le vere urgenze e i tempi di attesa salgono. Cominotto è a capo del pronto soccorso e della medicina d'urgenza di Cattinara e fa parte di una serie di interviste che il Piccolo dedica ai protagonisti della sanità del territorio. Siamo ancora sul Piccolo, qui sono le pagine di politica estera. Strage in Montenegro a Capodanno, salgono a 12 morti nella sparatoria. Il terrorista ha agito da solo per quanto riguarda l'attentato in America. Tra le vittime dell'attacco a New Orleans anche una ex star del football e tanti altri giovani. Torniamo al Corriere della Sera. Intanto, se dalla regia, quando potete approntare il collegamento con la sala operativa della polizia locale. Anche qui l'attacco negli Stati Uniti. Secondo l'FBI l'attentatore non aveva complici, radicalizzato, non religioso. Il fratello del killer nega legami con la fede. E poi l'annuncio, come sempre, di quanto sarebbe accaduto è stato al centro di un video. Le vecchie barriere rimosse in attesa di nuovi modelli, polemiche sul varco aperto. C'è anche poi quello che è successo in Nevada, a Las Vegas, davanti al Trump Hotel, anche qui un ex militare. I 2 reduci erano stati nella stessa base. Anche in questo l'autore Matthew Liebesberger è deceduto nel rogo di un Cybertruck Tesla esploso davanti al Trump Hotel. Si era sparato
un colpo alla testa poco prima della deflagrazione. C'è il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, con noi c'è l'ispettore capo Luisa Mastracchio, che ringrazio, e alla quale cedo subito la linea per le consuete comunicazioni che riguardano viabilità e traffico. Buongiorno ispettore. Sì, buongiorno a lei e ai telespettatori, scusi la voce. Nessun problema. Ecco, allora senta un attimo, intanto le posso dire che la notte insomma è stata abbastanza tranquilla, insomma ci sono stati degli interventi di routine a cura delle nostre pattuglie, ma insomma nulla di eclatante da segnalarle. Per quanto riguarda il traffico attualmente non sono segnalati problemi nella viabilità, quindi non segnalati incidenti o altri tipo di inconvenienti, e diciamo la cosa che dovrei rimarcare è che, come appunto segnaliamo, che da martedì 7 gennaio al giorno 12 ci sarà la chiusura della galleria Sandrinelli per lavori di risanamento delle tubature, approssimativamente dalle 8:30 del 7 alle 24 del giorno 12, e quindi sarà consentito a senso unico alternato il transito dei mezzi pubblici ma assolutamente, e dei mezzi di emergenza, ma assolutamente non i privati. Ecco, questo lo stiamo ripetendo ogni giorno, appunto perché sarà una cosa proprio particolare che avverrà proprio in concomitanza con il rientro alle scuole, dei ragazzi alle scuole. Questo sarà probabilmente, avrete lavoro dai quei giorni probabilmente. Avremo lavoro, sì, sicuramente, esattamente, ci sarà materiale, tra virgolette. E, guardi, altre cose proprio non ne avrei da segnalare. Le restituirei la linea e saluterei lei e i telespettatori. Grazie all'ispettore Mastracchio, buona giornata e buon lavoro. Credo che anche nei giorni tra qui e martedì, probabilmente anche con l'aiuto della Polizia Locale, vi daremo anche delle indicazioni alternative per il traffico, appunto, ma intanto per ribadire quanto succederà, vediamo il servizio che abbiamo realizzato ieri sulla chiusura della Galleria Sandrinelli, chiusura che, come diceva l'ispettore Mastracchio pochi secondi fa, avverrà a partire da martedì 7 gennaio. Per lavori di fognatura verrà chiusa la Galleria Sandrinelli, quindi la galleria che va da Piazza Sansovino a Piazza Goldoni verrà chiusa da martedì 7 fino al 12 gennaio. Quindi va da sé, puoi immaginare che le ripercussioni sulla viabilità saranno abbastanza impattanti e impegnative. Se persino la Polizia Locale lo mette in conto, per gli automobilisti triestini si prevedono 6 giorni di passione. La chiusura della Galleria Sandrinelli è necessaria per intervenire sulle tubature dell'acqua presenti nel sottosuolo. I lavori finanziati attraverso il PNRR, dopo un sondaggio sulla condotta idrica presente sotto la galleria, consentiranno di arrivare alla posizione esatta di tale condotta e di delimitare l'area dell'intervento. Attenzione! Sempre dalle 8:30 di martedì 7 gennaio e sempre fino alle 24 di domenica 12 gennaio resteranno chiuse anche le vie d'accesso alla galleria Piazza Sansovino nel tratto compreso fra via Madonnina e la Sandrinelli e via Silvio Pellico nel tratto compreso fra l'incrocio Piazza Goldoni Corso Italia e la Sandrinelli. Saranno consentito il transito solo dei mezzi pubblici e dei veicoli in emergenza, quindi i veicoli, diciamo gli autobus, non cambiano percorso. Per consentire ai mezzi pubblici e a quelli di soccorso di accedere comunque alla galleria sarà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico alternato. Allora, questo per quanto riguarda la chiusura della Galleria Sandrinelli. Noi continuiamo con la lettura del Corriere della Sera. Per quanto riguarda il Medio Oriente c'è questa notizia: l'ex ministro Gallant lascia la Knesset, ma c'è chi giura tornerà. Era l'ex ministro è l'ex ministro della difesa. Proseguiamo. Kiev nel 2024 abbattuti 33.000 droni. Poi c'è un'intervista con Oleg Orlov
fondatore della rete Memorial, è stato liberato il 1° agosto dopo 2 anni di carcere per un articolo. Dopo Putin la catastrofe se arrivasse un nuovo zar, ma non c'è una figura che unisca l'opposizione. Nel discorso di Monaco del 2007 c'era già tutto: l'Ucraina, la Georgia, la minaccia delle armi contro gli Stati Uniti. Schillaci, priorità sulle liste d'attesa, ora le regioni devono fare di più. Anche qui si parla di sanità. I medici ritengono che il vero problema sia la mancanza di professionisti. Accorciare i tempi con 14.000 assunzioni e un'unica centrale per le prenotazioni, questo dice il governatore del Lazio. Sanità pubblica, come salvarla? Medici di famiglia, prevenzione, case di comunità, così si possono svuotare i pronto soccorso. I 40 miliardi che occorrono, basterebbe eliminare gli sprechi. Ancora il Corriere della Sera. La toga assolta e mai reintegrata, condannati il CSM e il Ministero. Poi c'è questa curiosa alleanza: il rosso soccorre il nero, Rizzo e la difesa di Alemanno, dice Rizzo di Democrazia Sovrana, contro di lui accanimento, i sospetti sull'arresto perché, dice Rizzo, Alemanno si batte per la pace. È stato consegnato un premio, questo è più che altro, Paola Egonu è stata scelta da Volleyball World, portale collegato alla Federazione Internazionale di Pallavolo, come miglior pallavolista al mondo per il 2024, e ci sono anche i complimenti, la gioia del governatore del Veneto Luca Zaia. Dal 2025 la Svezia è senza fumo, è il primo paese al mondo a riuscirci. Solo il 4,5% dei cittadini accende le sigarette, ma in tanti usano il tabacco orale, proibito dall'Unione Europea. La soglia dell'OMS per essere smoke free è il 5%, l'Europa vuole arrivarci entro il 2040. Sì. In Germania invece l'energia rinnovabile supera il fabbisogno, il 1° gennaio ne è stata prodotta il 125% di quella utilizzata ed è la prima volta che succede. Sempre Corriere della Sera, adesso arriviamo alla pubblicità. Neonato trovato morto nella culla termica, le indagini sull'allarme mai scattato, il bimbo aveva 1 mese, è successo a Bari, la polizia tenta di risalire ai genitori e nella stessa chiesa sono stati salvati anche 2 altri piccoli. Le culle per la vita sono le culle termiche che possono accogliere i neonati in sicurezza e sono di fatto incubatrici collocate per lo più in ambienti piccoli adiacenti strutture ospedaliere. In Italia, secondo un monitoraggio, ce ne sono 60. Le regioni con più culle sono la Lombardia con 11 e la Sicilia con 9, 5 regioni ne sarebbero prive. Non esiste una legislazione normativa specifica. La Società Italiana di Neonatologia ne ha inaugurate 8 in collaborazione con il progetto Ninnao della Fondazione Francesca Rava e in tutto ne ha validate una dozzina. Allora adesso possiamo andare in pubblicità, poi torniamo leggendo ancora Piccolo e Corriere della Sera e facendovi anche vedere altri servizi. Quindi rimanete con noi, ci vediamo fra un po'. Allora, il Piccolo fa un favore, se vogliamo, un po' a tutti noi perché dedica un pezzo alle
possibilità di ponti nel 2025. Un mese di vacanza con 7 giorni di ferie, il calendario completo. Adesso, se ho capito bene, ci si può attaccare, non è che uno fa un mese di vacanza completo senza soluzione di continuità, sommando tutte le possibilità concesse dai ponti e dai giorni di festività, si può arrivare a questo. Allora, vediamo insieme. L'Epifania cade lunedì 6 gennaio, quindi lunedì 6 gennaio. Pasqua, domenica 20 aprile, Pasquetta il 21 di aprile. La festa della liberazione è venerdì 25 aprile, quindi la settimana dal 20 al 26 aprile è quella, diciamo così, più piena di possibilità. Il 1° maggio è un giovedì. La festa della Repubblica, il 2 giugno, è un lunedì, Ferragosto è di venerdì, Tutti i Santi sabato 1° novembre, l'Immacolata Concezione lunedì 8 dicembre, Natale giovedì e Santo Stefano venerdì. Questi sono le feste. Giustamente dice appunto il Piccolo, il mese più adatto per le gite sarà aprile. Meno ricco il periodo autunnale, per avere un nuovo ponte sarà necessario aspettare l'8 dicembre con la festa dell'Immacolata che cade di lunedì. Però insomma anche, come si chiama, tutti i Santi è il 1° di novembre, per cui si può giocare anche con quel periodo. Il periodo natalizio, dice invece, serve un'occasione da non perdere. Il 25 e il 26 dicembre sono un giovedì o un venerdì e quindi anche senza prendere ferie si possono fare 4 giorni di vacanza. Se poi si aggiungono 3 giorni di ferie, il 29, il 30 e il 31, si arriva il 1° gennaio per una vacanza di 8 giorni che diventano 13 se si prende anche il 2 gennaio di ferie. In questo modo si torna al lavoro direttamente il 7 gennaio. In questo lungo serpentone di date e soprattutto di ferie vanno considerati i ponti della scuola. Carnevale, però, i ponti del 2025 possono variare. Oltre alle giornate in cui cadono le varie festività, è bene tenere in considerazione gli stop alle lezioni previsti per le varie votazioni che si svolgeranno durante l'anno anche nella nostra regione. Martedì grasso cade il 4 marzo, ed è molto probabile che gli istituti scelgano di allungare il fine settimana fino a quel giorno. Certo, poi per approfittare al meglio di queste date e andare in vacanza bisogna avere anche la possibilità, bisogna anche potersi permettere le vacanze, ma altrimenti rimangono sempre dei giorni validi per riposare quantomeno. Allora, andiamo non so dove andare, qua si è bloccato tutto, torniamo al Corriere della Sera. Le minacce con il coltello a 80 cm del maresciallo, poi il colpo di pistola fatale, Rimini il video, l'aggressione avanzava evitando gli spari. Questo è successo appunto a Rimini. Il carabiniere è indagato, Salvini dice quel carabiniere sta esercitando un eccesso di pazienza, il maresciallo è indagato come atto dovuto a sua tutela, è un militare di assoluta esperienza, dice la procuratrice di Rimini. Allora, occupiamoci anche noi di cronaca, della cronaca che abbiamo trattato già ieri, partendo da questa raffica di furti, magari è un attimo eccessivo, però quantomeno un allarme c'è e c'è stato durante le festività. Smurata una cassaforte con contenuto da 40.000 euro in via Tedeschi,
Nella periferia est di Trieste invece torna in azione la cosiddetta Banda della Colla. A cavallo fra Natale e Capodanno torna l'allarme furti a Trieste. I topi d'appartamento, come di consueto, sfruttano il periodo festivo per entrare in azione indisturbati nelle case di chi si concede una vacanza. Stando ai primi report di carabinieri e polizia, l'episodio più significativo è quello andato in scena al civico 5 di via Paolo Tedeschi, il breve tratto di strada che collega via Locchi a viale Romolo Gessi. I soliti ignoti hanno fatto irruzione nell'abitazione nonostante la porta blindata fosse stata chiusa con tutte le mandate possibili ed hanno smurato dalla parete la cassaforte che conteneva all'interno 40.000 euro fra contanti, gioielli ed orologi. Un colpo chiaramente pianificato, notato da un vicino di casa che ha allertato il proprietario. Al figlio dell'uomo, supportato dai carabinieri, l'ingrato compito di accertare l'ammanco. Il padrone di casa se n'era andato nel pomeriggio del 30 dicembre. Gli investigatori lavorano su eventuali immagini dei dispositivi di sorveglianza della zona. Un altro furto, questo invece di poco valore, è stato messo a segno in un condominio di via Capodistria 10. Qui il titolare dell'abitazione ha riferito ai militari della stazione di via dei Tomins di aver trovato la casa a soqquadro con il solo asporto di un portafoglio che gli era stato appena regalato, senza banconota all'interno. Monitoraggio mirato delle volanti del commissariato di San Sabba invece in via Di Vittorio, parallela di via Flavia, all'altezza della chiesa Gesù Divino Operaio. A seguito di un tentativo di effrazione in un appartamento al civico 2/1, gli agenti hanno rinvenuto tracce di colla in corrispondenza di diverse porte del condominio, segno evidente che la banda che utilizza questa tecnica per segnare le case potenzialmente ghiotte per poi tornare sul posto a tempo debito e svuotarle di preziosi e contanti è rientrata in azione. La questura raccomanda dunque prudenza ed occhi aperti a tutti i residenti nella zona circostante e più in generale nei rioni periferici dove pare i malviventi si stiano concentrando. Allora, sul piccolo, poi vedremo anche come se ne occupa il Corriere della Sera, addio a Rosita Missoni, icona di stile e creatività, e il piccolo poi ricostruisce anche i legami con la nostra terra, moglie di appunto Ottavio Missoni, i forti legami con la Barcolana, l'amicizia con Illy e Nonino. Vediamo se riusciamo ad arrivare subito al Corriere della Sera. Eccola qua. Addio alla signora dei colori, così rivoluzionò la moda, le nozze, il sodalizio con Ottavio, il successo dell'azienda in tutto il mondo. Era nata il 20 novembre del 31 da una famiglia di imprenditori tessili e niente, insomma, è una di quelle figure, insomma, che mancheranno. Una roccia, il vero motore dell'azienda, era un entusiasta, le devo tutto, dice la figlia. Missoni diceva è lei che fa tutto. Vogue America sentenziò i Missoni sono dei geni. Qui c'è anche questa curiosità, è morta a 84 anni Jocelyn Wildenstein, che era nota come Catwoman perché aveva subito, probabilmente il termine è corretto, 70 interventi di chirurgia estetica, sembra per compiacere i voleri del marito, e poi divorziarono e insomma, vabbè. Allora, siamo al Corriere della Sera, dove c'è un'intervista con Lino Banfi ed Ezio Greggio, la vita da comici è iniziata a scuola, la svolta con Totò e Gianfranco D'Angelo. Tutto questo perché al 6 gennaio a Roma, alla Nuvola e al Palazzo dei Convegni dell'Eur, si svolgerà Comicità, il Festival della Commedia. Torniamo al piccolo, eccolo qua. Stiamo arrivando dalle parti della, eccoci,
delle pagine triestine. Domani al via i saldi invernali, affari con sconti dal 20 al 70%, noi avremo ospite nel pre-TG delle 13:20 la vicepresidente di Confcommercio Elena Pelaschiare, e quindi parleremo anche di questo. Poi c'è questa novità che riguarda il Larry's Bar, il triestino Pandullo diventa il nuovo chef al ristorante Harris e subentra a Matteo Metuglio. Quindi raccoglie un testimone importante, quello degli chef Metuglio e Lepra. Una bella sfida, assicura Pandullo, visti i loro grandi successi, punto a mantenere il livello e a sedurre nuovi palati. Diplomato al corso superiore di cucina italiana di Alma, nel 2009 era già capo partita del 2 stelle Michelin San Domenico a Imola, poi Londra, Amsterdam, Madrid, Barcellona, insomma esperienze di peso. Andiamo avanti, anzi credo che non andremo avanti per niente, no, e che non trovo, vabbè, niente, lo recuperiamo dopo, perché adesso ci occupiamo purtroppo di un altro fatto di cronaca che riguarda Capodanno. Sapete che una ragazza al villaggio del Pescatore ha perso un occhio causa un razzo che ha colpito un cancello e poi le è rimbalzato addosso, diciamo. Vediamo quello che ci ha raccontato ieri Laura Buccarella. È qui che la festa di Capodanno si è trasformata in dramma per una ragazza di 18 anni del villaggio del Pescatore che ha perso l'occhio sinistro a causa di un petardo. Dopo aver festeggiato insieme ad alcuni amici, il gruppetto di coetanei si è spostato proprio qui in questa zona abbandonata, in questo dismesso stabilimento di prodotti ittici sempre del paese, per sparare alcuni botti. Secondo le testimonianze raccolte, il razzo sparato dall'amico non ha preso quota ed è rimbalzato sul cancello finendo sul viso della ragazza. Subito le sue condizioni sono apparse gravi. Uno degli amici l'ha portata in auto all'ospedale San Polo di Monfalcone, anche perché l'ambulanza era già impegnata con un caso di coma etilico. I medici hanno prima di tutto fermato l'emorragia per salvarle la vita. Poi la ragazza è stata sottoposta a una lunga operazione, ben 6 ore per l'equipe del San Polo, con l'intervento anche di un chirurgo maxillofacciale da Cattinara, in cui le è stata ricostruita la palpebra, ma purtroppo il bulbo oculare sinistro è irrimediabilmente compromesso dall'esplosione. Di seguito la 18enne è stata trasferita all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per la ricostruzione dell'orbita oculare. Le sue condizioni al momento sono stabili. Vasta impressione ha destato il grave incidente. La ragazza è molto conosciuta nella piccola comunità del villaggio del Pescatore, dove oggi non si parla d'altro. Poi ho parlato con i concittadini, ho saputo meglio la storia, non buttare da adesso con uno che proprio era vicino, e niente, una tragedia, non la da aggiungere, perché una disgrazia proprio è capitato non andando in cerca, insomma, non era il tipo, lei era sportiva, giocava a pallavolo, la famiglia super a posto, anzi l'hanno lasciata a casa apposta, faccio una festa là per non andare in cerca di disgrazie in giro, e dopo niente, è successo nel cortile di casa. Niente, una tragedia, siamo tutti straziati. Allora, già che ci siamo, vediamo anche come vanno avanti le indagini sul caso di monossido in via Crispi.
Le indagini sulla fuga di monossido di carbonio nel palazzo di Via Crispi, dove ha trovato la morte il medico austriaco Bernd Urlesberger, proseguono senza sosta, affidate dal pubblico ministero Ilaria Iozzi alla squadra mobile della questura, con il supporto tecnico dei vigili del fuoco. Le rilevazioni hanno evidenziato livelli di concentrazione del gas molto alte, soprattutto nell'appartamento del terzo piano dello stabile, sottostante a quello della vittima, che fortunatamente era vuoto al momento della tragedia. Gli inquilini erano fuori Trieste per le vacanze, una circostanza che ha salvato loro la vita. La fuga sarebbe dunque partita dall'impianto di riscaldamento a caldaia del terzo piano, probabilmente dalle tubazioni di scarico, ma le verifiche sono ancora in corso. Sotto sequestro i 2 appartamenti, mentre gli altri 9 inquilini intossicati hanno potuto fare ritorno nelle loro abitazioni. Migliorano anche le condizioni della moglie del medico 63enne. La donna è stata sottoposta a più cicli di trattamento in camera iperbarica per la pesante intossicazione da monossido. Con il marito condivideva la proprietà dell'alloggio a Trieste. L'uomo, un medico ricercatore e professore da poco in pensione dalla neonatologia di Graz, continuava la sua attività in una clinica privata ed era un professionista molto stimato. Lascia 2 figli e un nipote. Allora, c'è una mail del signor Prelas, una mail piuttosto lunga, che tratta della questione Cecilia Sala, insomma, e ripercorre un pochettino tutta quanta la storia, facendo notare che le autorità del posto, arrestando la Sala, hanno applicato leggi vigenti e dice: se la Sala sapeva e correva il rischio, spero tanto si liberi presto. C'è anche però una, come dire, stigmatizzazione della posizione degli Stati Uniti e della posizione dell'Italia che appunto, secondo il signor Prelas, io insomma faccio un riassumo al massimo, sarebbe troppo prona nei confronti appunto dell'amministrazione di Washington. Però è anche vero che si parla comunque di terrorismo, insomma la cosa è molto complicata. Poi dopo il signor Preaz anche parla di quanto successo a Rimini. Insomma, sono parecchi gli argomenti che sono stati trattati in questa mail. Vi ricordo l'indirizzo svegliatrieste@tele4.it, laddove 040 977 8910 è il numero di telefono per intervenire. Vi ricordo i nostri ospiti: saranno con noi dalle 8 alle 9 il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca e dalle 9 alle 10 Luca Salvati del Partito Democratico. Abbiamo parlato prima di questioni sanitarie, c'è questo caso del medico triestino che è stato minacciato. Ne ha parlato il presidente della regione Massimiliano Federiga, esprimendogli tutta la sua solidarietà durante il discorso di Capodanno, dell'ultimo dell'anno. Vediamo allora questo momento. Voglio esprimere la totale solidarietà ai medici, agli infermieri, agli operatori sociosanitari e a tutto il personale sanitario. Proprio in questi giorni, purtroppo, un bravissimo professionista di questa regione che lavora a Catinara in cardiochirurgia ha subito minacce, offese e purtroppo la stessa sua famiglia ha paura rispetto a quanto ha ricevuto da chi ha venduto notizie false rispetto al suo operato. Sto parlando del professor Mazzaro, a cui voglio ribadire la mia totale solidarietà e stima, perché per una lettera forse non completa, ma poi chiarita da Sugi, per quanto riguarda l'operazione di un paziente cardiopatico ma con altre purtroppo patologie, la vicenda la conoscerete, non voglio ribadirla tutta, ma oggi purtroppo
vive in una situazione che è inaccettabile e non si può tollerare per un professionista come i suoi colleghi che ogni giorno si svegliano, vanno in ospedale, lavorano e salvano vite umane. Su questo le istituzioni devono avere la massima chiarezza e la massima fermezza. Allora, proseguiamo con il piccolo. Porto Nuovo fra gru e silos, lo sviluppo della città. Questo è un pezzo di Zeno Saracino che fa un po' anche la storia appunto del porto. C'è anche poi uno specifico approfondimento sulla torre del Lloyd. Colpo da 40.000 euro a San Vito, sradicata la cassaforte nella notte. Poi, prego? Sì, no, in realtà stavo pensando ad un'altra cosa. Comunque, Fondazione CR Trieste sostiene lo scuolabus per la Spaccini Sauro. La Fondazione ha confermato il proprio impegno a sostenere il servizio di scuolabus attivato per i giovani alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Dallo scorso anno scolastico la sede principale delle due scuole, entrambe ospitate in via Tigor, è stata interessata da importanti lavori di ristrutturazione. Gli alunni sono stati trasferiti nella sede dell'ex scuola Timeus in via dell'Istria. Per ridurre il disagio alle famiglie degli allievi, il Comune ha attivato a titolo gratuito, per le famiglie che ne fanno richiesta, un servizio di trasporto dedicato di andata e ritorno. Per sostenere il servizio, l'amministrazione ha chiesto un supporto economico alla Fondazione CR Trieste, che era già stato garantito per lo scorso anno scolastico e che ora viene riconfermato, così da dare continuità al servizio di scuolabus che collega il centro cittadino alla succursale. Qui siamo diciamo così, nel territorio, il dramma di Capodanno al villaggio del pescatore, e poi siamo alla pagina dei commenti e di cultura e spettacolo. C'è un dato bello, importante, che sottolineiamo, e vale a dire i 90 anni di Giovanna Ralli. L'attrice italiana brava e simpaticissima, compie appunto questo bel compleanno tondo, ed è oltretutto è anche una carriera che l'ha portata a lavorare davvero con tutti, quindi insomma è una di quelle simpatiche, dai. Allora, aspettate un attimo, e qua mi sto strozzando con il cavo del microfono. Allora, vediamo invece le pagine di cultura e spettacolo del Corriere della Sera, di che cosa trattano, perché poi dopo appunto potremo andare in pubblicità. L'altra faccia di Leopardi, Sergio Rubini e la miniserie, brillante e senza gobba, era un enfant prodige che voleva divorare il mondo. Poi dopo c'è un'intervista con Monica Setta, applico il metodo giornalistico alla cronaca rosa. Vabbè, insomma, la cronaca rosa è sempre, come si dice, sempre giornalismo, Laddove invece c'è un'intervista al protagonista di una nuova versione del Rocky Horror Show. Grazie al Rocky Horror Show scopro il mio lato alternativo, dice il protagonista Donovan, mi libero dell'immagine patinata da pop star. Siamo anche alla pagina sportiva e non vedo... Però insomma lo diciamo noi, anche perché non... Eccolo qua invece, sì. Aldo Agroppi se n'è andato, uno spirito libero che amava il Torino e odiava il calcio finto. Siamo così
Vediamo per pura curiosità con chi se la prende Aldo Grasso. Eccolo qua. Beatrice Venezzi trasforma in kitsch il pop di Puccini. Peccato che non abbiamo tempo per leggere tutto il pezzo di Aldo Grasso, che parla, tra l'altro accenna anche al concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker, contrapposto al concerto di Capodanno da Venezia. Allora andiamo in pubblicità, poi è già arrivato il nostro primo ospite, che è il presidente del Consiglio Comunale, Francesco Panteca. Lo trasmetti quando vuoi. Allora, stiamo già chiacchierando con il nostro primo ospite, il presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca, che ringrazio per esserci venuto a trovare. Buongiorno Presidente. Buongiorno a tutti, buon anno alla città di Trieste, ma a tutti i telespettatori che ci seguono. Speriamo che il 2025 sia un anno più sereno del 2024. Sì, che sia chiuso anche in maniera un po' così. Allora, io intanto do lettura subito di un paio di mail, perché sennò poi si accumulano con le telefonate. Vedo che c'è una già in linea. Allora, la signora Karin dice: volevo parlare bene della sanità. Un plauso al reparto otorinolaringoiatria di Catinara, che con gentilezza professionale il 24 dicembre ha visitato mia zia, riscontrato un problemino, prescritti degli esami ai quali hanno provveduto a dare appuntamento senza rivolgersi a CUP o a quant'altro, da effettuare il giorno 2, quindi ieri. Nel mentre il 31 dicembre aveva fatto un ECG, esami di laboratorio e raggi, sempre gestiti internamente con un'organizzazione esemplare. Brevissima attesa e orario rispettato. Questo è uno. Poi dopo chiedo, in previsione della riapertura delle scuole, vista la chiusura della Galleria Sandrinelli, si sa come verranno modificate le corse dei bus verso San Giacomo. Non verranno modificate, ce lo ha detto ieri l'ispettore Schillani della Polizia Locale, soltanto la galleria verrà percorsa dagli autobus e dai mezzi di soccorso con una, come si dice, corsia unica alternata, insomma. Quindi non c'è problema per raggiungere le scuole con gli autobus. Il problema sarà per chi si sposta in macchina, ma noi, come ho detto prima, cercheremo anche di dare delle indicazioni alternative. Ancora desidero esprimere piena solidarietà ai militi e ai tutori dell'ordine che si trovano indagati per aver svolto il loro dovere. Si riferisce a quanto accaduto a Rimini. L'aver protetto i cittadini dalle aggressioni di elementi pericolosi ed inclini alla violenza sono azioni da premiare e non da indagare. Ogni indagine in tal senso non deve essere considerata una garanzia per i tutori dell'ordine, ma un'immotivata e assurda via crucis per chi la subisce, scrive il signor Piero. Sentiamo la prima telefonata in onda. Buongiorno. Buongiorno, prego. Pronto? Pronto, prego. Pronto. Io vorrei porvi questo problema. Sì. Io sono residente all'estero, Sì. vengo saltuariamente a Trieste. Io vorrei sapere come mai certi uffici pubblici e anche altri servizi pubblici, come la Piscina Bianchi per esempio, stanno utilizzando ancora normative che venivano usate con il Covid, come la prenotazione obbligatoria, e erano un servizio ridotto rispetto ai tempi pre-Covid. Vi ho citato la Piscina Bianchi, che non ha più il nuoto libero, ma ha solo la prenotazione obbligatoria per nuotare, e l'Agenzia delle Entrate, che richiede o prenotazione o addirittura tiene la porta chiusa e non riceve più il pubblico. Questa era la mia domanda, grazie mille. Sentiamo se... Su questo per quanto riguarda la Piscina Bianchi, sono organizzazioni interne che la Federazione Italiana non dico che impone, però
che disciplina secondo le proprie esigenze. Là il Comune di Trieste non è che possa intervenire, anche se quella del Comune, ma ce l'ha in gestione la Federazione. Per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, anche qui è lo stesso discorso. L'Agenzia delle Entrate è un po', diciamo, ha ridimensionato, secondo me, poteva fare un servizio migliore in termini di pubblico, per l'accoglimento del pubblico, come lei segnala, ma ahimè con l'avvento, si vede, dell'informatica e di tutte queste innovazioni che ci sono, magari cerca di chiudere alcuni sportelli per dare un servizio magari migliore via web, insomma, no? Via internet, perché ormai diciamo che il percorso futuro sarà quello, però giustamente quando si viene poi dall'estero, che magari ci si trova in difficoltà. Su questo magari quando io mi sentirò, magari parlerò con l'Agenzia delle Entrate, magari segnalerò anche questa cosa, vediamo un po' come eventualmente si possa intervenire. Allora, volevo sottoporle un quesito che ho, come si dice, captato in questi giorni da parecchi nostri telespettatori, ma anche in rete. Facciamo vedere quel minutino di servizio che riguarda i cani che si sono perduti durante la notte di Capodanno in seguito ai botti. Vediamo, perché è abbastanza interessante, tristemente interessante. Ha percorso i 7 chilometri che separano Domio e Padriciano, uno dei 16 cani fuggiti da casa fra la sera del 31 dicembre e la notte di Capodanno, terrorizzati dai botti. Uno dei 16 animali, allontanatosi tra Altura e Catinara, però non farà ritorno. Purtroppo è stato ritrovato morto dopo essere stato investito. Al momento di altri 2 di essi non si hanno ancora notizie. Non è un bel bilancio, perché il problema è segnalato ogni anno dai veterinari e dai padroni. I cani non resistono allo scoppio di petardi, razzi e via discorrendo. Scappano maschi e femmine. Forse i cani dei cacciatori sono più abituati alle esplosioni, ma rappresentano una minoranza. Scappano a grande velocità e col passare del tempo la stanchezza si fa sentire, consentendo un recupero più facile. Sfinito, l'animale riconosce un aiuto nell'essere umano e vi si affida. Mentre fuori chi crede si diverte con i botti, dentro casa i cani percepiscono un vero e proprio trauma che si manifesta in maniera diversa. Alcuni temporaneamente subiscono fenomeni di incontinenza, quelli che soffrono di disturbi cardiaci possono avere vere e proprie crisi, altri smettono improvvisamente di mangiare. E ci sono poi quelli che pensano che la cosa migliore sia fuggire. Allora, è una questione che a noi ha un po', come dire... È un po' colpito. Ha un po' colpito, no? Il numero di questi proprio sono i cani anche che magari la cui fuga, chiamiamola così, è stata anche denunciata a chi si occupa poi di ritrovarli, eccetera. Però in questi giorni c'era un dibattito sui social proprio sull'opportunità anche da parte del Comune di procedere con gli spettacoli pirotecnici. Dicono perché si debbono fare quando ci sono degli spettacoli alternativi. Mi sembra che a Gorizia siano stati fatti altrettanto spettacolari, concedetemi il gioco la ripetizione, ma senza botti, eccetera. Va detto logicamente che i cani non sono fuggiti per i botti del comune, ma per i botti che vengono sparati in giro per città. Quest'anno, quantomeno dalle parti mie, ce n'erano abbastanza, per dire la verità. Mi è sembrato un po' più dell'anno scorso. Beh, questo è un fenomeno che ogni anno si verifica e mi devo dire la verità, anche gli animalisti ogni anno segnalano queste situazioni ancora prima che succedano. Sì. Certamente il Comune ha cercato di correre ai ripari, come sapete c'è stata quell'ordinanza che abbiamo vietato i petardi, però è difficile intervenire sull'intera comunità, no? Su sì, questo, perché poi è questo il vero problema. Non sono certamente il problema
dei fuochi d'artificio che fa il Comune, però voi mi potete dire, vabbè, il Comune potrebbe dare l'esempio a non... Molti lo scrivono. Sì, beh, certo. Certo, però noi ci dobbiamo confrontare anche con quella che è la realtà e quelle che sono le tradizioni di questa città, di questa nazione. Cioè, ovvio cerchiamo di limitare, perché sentire il servizio che voi avete mandato in onda in questo momento certamente che colpisce un pochettino, vediamo come eventualmente possiamo intervenire, ma io credo che questo si verifica essenzialmente solo nel periodo di Capodanno, solo in questa nottata di Capodanno, perché il resto, Ferragosto ed altri, sono più o meno fuochi del Comune, per questo non c'è tanto problema in quelle circostanze. E vediamo un po' l'anno prossimo di vedere cosa possiamo fare, perché ascoltare queste cose, questi servizi, insomma... Che noi ha colpito, devo dire la verità. No, beh, anche a me, avevo un cagnolino, per dire la verità, avevo anch'io un cagnolino, era quello di mia suocera, che era spaventatissimo di questo. Ogni anno quando veniva a casa mia lo chiudevo nella stanza, lo mettevo in un posto dove non ecco, perché anche noi esseri umani dobbiamo cercare, c'è questo fenomeno, dobbiamo cercare di proteggere un po' gli animali, no? Andiamo la telefonata che è già in linea. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego, buongiorno. Ho già chiamato in questi giorni, perché sinceramente questo problema, io che ho cani e sono animalista, ma anche se non lo fossi, trovo molto ingiusto, perché oltretutto volevo dire, a parte i fuochi di Piazza Unità, che al limite posso capirli, ma chi abita in zona e ha cani, io so cosa succede, perché ne ho due che sono terrorizzati e ho dovuto, come ho detto già l'altro giorno, passare la notte in bagno con loro chiusa, perché vedevo veramente i cani in grossissima difficoltà, avevo paura che la mia più vecchietta le venisse un infarto. Però il problema, sa cos'è? Che i vicini, allora io mi sono ritrovata la macchina piena di petardi. Adesso io spero che quelle macchie che ho visto ieri, vedremo oggi con la pioggia, sono andate via. Anche se voi avete fatto l'ordinanza, e per l'amor del cielo non pretendo che ognuno vada a vedere ogni zona, perché so che è impossibile, però secondo me e secondo tanti altri con cui ho parlato, questi botti non dovrebbero essere venduti ai privati cittadini, perché vi dico, poi tra l'altro, finito il Capodanno, quelli che avanzano continuano a buttarli, perché ieri li hanno buttati comunque a tutte le ore. Adesso io mi chiedo, no? Chi ha un cane, che può capirmi di più magari, non può stare tutto il giorno a casa con il cane, perché altrimenti al cane viene un infarto, deve anche uscire, fare la spesa, fare le sue commissioni. Cioè non è possibile che un privato compri, come qua da me, i botti e li butti tutta la notte sulle macchine dappertutto. Questo qua secondo me non è normale, e quindi certo, oltre a fare l'ordinanza, che io capisco che può essere valida per persone fra virgolette intelligenti, purtroppo esistono persone ignoranti che ignorano queste cose, e quindi chiederei, se possibile, l'anno prossimo magari di gestire la cosa in modo diverso, perché per quanto uno penso possa non essere animalista, come è successo a quel cane purtroppo che è morto, e ce ne sono ancora tanti altri che sono fuggiti, e qua in casa mia le dico, tutti quelli che hanno cani sono preoccupatissimi, perché i cani veramente soffrono di questo in un modo incredibile. Grazie e buongiorno. Grazie la sofferenza degli animali è sempre toccante per l'essere umano, poi specialmente chi ce li ha, chi li ha avuti, ma anche chi li avrà, insomma la sofferenza è come un essere umano, non c'è tanta differenza. Per quanto poi riguarda quello che la signora segnalava prima, i botti che vengono sparati in tutte le ore, per quanto riguarda l'anno prossimo vedremo eventualmente come fare, come organizzare al meglio, perché più che fare l'ordinanza poi bisogna anche mettere gli operatori, ma non è che abbiamo tanti operatori anche per andare a seguire questo. E poi dipende anche un po' dalla civiltà del cittadino, no? Educazione civica su questo ci dovrebbe portare, dico ci dovrebbe perché visto che non accade, ci dovrebbe portare ad essere rispettosi del prossimo. Ahimè, questo rispetto ultimamente non avviene non solo in queste circostanze, ma non avviene in nessuna circostanza, perché ho sentivo anche il Presidente della Repubblica l'altra sera nel discorso che ha fatto. Vede,
un elemento che si coglie a livello nazionale e in tutte le salse. Anche il Presidente della Repubblica ha parlato di rispetto, ha utilizzato questa parola perché ormai il rispetto verso l'altro o verso l'altra cosa o le cose altrui non viene più visto, non viene messo, non viene dato il giusto valore. Questo lo vediamo in queste circostanze, lo vediamo nelle istituzioni addirittura, che ognuno si può permettere di dire quello che vuole a un altro, no? E lo vediamo in qualsiasi posto della nostra città. Allora noi dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo, secondo me, ridimensionare un po' i social, perché attraverso i social, specialmente i giovani, non percepiscono più quel rapporto che c'è fra le due persone, allora ci sentiamo tutti autorizzati ad offendere e a dire di tutto e di più sulle altre, perché tanto siamo nascosti. Lo diciamo, ma non lo fanno perché non sentono il valore del rispetto, lo fanno perché non c'è contrapposizione, no? Non c'è. Allora io posso dire, e così poi questo avviene, come lo faccio scrivendo attraverso il telefonino, attraverso altre cose, questo avviene anche quando poi ci stiamo confrontando, perché il linguaggio poi diventa questo, no? Allora c'è una signora che dice appunto bisogna poi rispettare le ordinanze, e invece un'altra telespettatrice dice: a Capodanno in zona San Vito gruppi di giovanissimi persi nella loro inutile esistenza si sono divertiti ad allietare la gente urlando e bestemmiando e sparando ovunque botti. Ancora dice: sul tetto del nuovo asilo di Roiano, questo è un altro discorso, di fronte alla capolina degli autobus ci sono i gabbiani che sguazzano contenti nelle piscine piene di acqua. Si vede che si saranno formate, eccetera. Piove, magari c'è questo problema. Sentiamo la prossima. Sì, va detto, abbiamo parlato di quello che è successo con i cani, con i botti, eccetera. Logicamente quello che è successo al villaggio del pescatore, dove per causa dei botti una ragazza ha perso un occhio, è ancora più drammatico, diciamo la verità. Ma insomma, non avremmo voluto parlare né di una cosa né dell'altra. Sentiamo la telefonata e poi abbiamo ancora delle mail. Buongiorno. Buona giornata caro amico conduttore Claudio. Dottor Bosatti e all'amico presidente Panteca. Sono Claudio Visentini. Buongiorno Claudio, auguri, buon anno. Grazie carissimo, anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori che ascoltano. Mi ha colpito, caro Bosatti, la notizia che non ha avuto tempo di approfondire, ma ho visto io sul Corriere di Aldo Grasso che critica la direttrice d'orchestra Beatrice Venanzi. Chiedo, dottor Umberto, non sarà mica perché è donna? Perché indubbiamente è brava. Poi al Presidente chiedo gentilmente quando sarà il prossimo Consiglio Comunale, che io seguo in streaming, spero sia meno litigioso dell'anno passato, perché insomma è bello quando la politica si unisce pur nella diversità, come è giusto che sia, questa è la democrazia, ma però insomma tutto ha un limite. Grazie e buona giornata. Un poco va bene. Un poco va bene. Nella democrazia non è che sia permesso proprio tutto, signor Claudio, e ci vuole, lo dicevo anche prima, ci vuole anche il rispetto, e il rispetto principalmente delle persone, perché poi sai, sulle altre cose, ma quando si è in democrazia anche questo, non ci possiamo permettere di dire quello che vogliamo, possiamo criticare sicuramente tutto quello che vogliamo, ed è giusto che sia così, perché questa è la democrazia, far crescere anche chi sta governando. Questo non avviene perché insomma si cerca solo di distruggere quello che sta governando, e questo non avviene. Comunque non volevo toccare questo argomento perché è un argomento delicato, poi magari se ci saranno delle domande anche risponderò, per carità, insomma. E quello che diceva prima
No, ma la domanda era rivolta a lei. Era rivolta a Bosazzi, me, no, non credo. E poi magari io li evito di rispondere, per questo prego, risponda a Claudio Visentini, perché la Venezzi è una direttrice d'orchestra, che tra l'altro è stata anche nostra ospite a Trieste in diretta. Non credo viene criticata in quanto donna, forse viene criticata perché insomma la sua posizione politica, adesso è inutile, è molto vicina al governo, e quindi posso supporre che le critiche siano per questo. Poi anche ha un modo di dirigere, secondo alcuni, molto, come dire, molto vivace, eccetera. Forse a qualcuno disturba, eccetera. Non credo venga criticata perché è donna, penso venga criticata per delle sue prese di posizione. Si fa chiamare direttore d'orchestra e non direttrice, insomma, quindi, però insomma, parlare con lei è molto piacevole, perché è preparatissima e come dire, perché scende sul terreno dell'intervistatore senza perché lei vede il direttore come la figura, non fa la distinzione fra uomo e donna, vede la figura che è nata come direttore, non è nata come direttrice, dice sono direttore. Io credo che sia quello. Io sulla questione direttore, direttrice, eccetera, io ricordo semplicemente un dato, poi non so, perché può dipendere anche dall'uso della lingua, eccetera, però io mi ricordo che una delle attrici più indipendenti della storia dello spettacolo internazionale, vale a dire Katharine Hepburn, si riferiva a se stessa come actor, non actress. Non so se non riesco a cogliere il problema linguistico che potrebbe esserci, per dire la verità. E poi gli attori o questi personaggi sono tutti così, no? Insomma, vedono la vita come, vedono alcune cose come loro li vogliono. Perciò se lei vuole farsi chiamare direttore perché sente la decisione, perché vuole essere quello, vuole essere, no? Io non vedo gli artisti problemi. sono tutti particolari su questo, bisogna rispettarli per quello che sono, insomma. Allora, sentiamo la prossima telefonata, c'è già una telefonata in linea. Buongiorno. Ascolti attraverso il telefono, chiuda il televisore, se no non ne usciamo. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Ecco, la guardi, i gazettado di questi petardi, eccetera. Perché li vendi? Scusi, sono Luisa? Sì. Capì parola. Ecco, volevo dire... Sì, abbiamo capito. Ecco, che è proibito, però i vendi. Allora, perché i vuol proibire quando che i vendi? Ecco, per esempio, l'Aquilinea, c'è un negozietto che si è aperto solo per le feste, e vende i petardi e queste cose qua. Era la fila era. E loro dicono non tira, non si vende e così nessun tira. È come le sigarette che porta il cancro, però li vendi. Se con stessa cosa, anche sotto casa mia, mi ero del mio figlio, e non ho sentito, però ho capito che era un disastro, questo cortile, che era neanche una guerra atomica, non era così, veramente i vendi e la gente compra e tira, grazie. Ok, questo è un altro questo è anche un altro argomento. Il Comune di Trieste non può intervenire sulle norme nazionali. Le norme nazionali prevedono che quelle che sia i petardi, sia i miniciccioli, come si chiamano, sì, qualcosa di questo tipo, e è consentita la vendita di alcune miniciccioli, mi sembra anche ai minorenni se non sbaglio. Per questo come facciamo? Come può il Comune di Trieste, che delibera soltanto, oppure fa delle ordinanze che magari vieta questo, vieta quell'altro, ma vietare completamente e sostituirsi alla norma nazionale, questo credo che non sia possibile da parte nostra. C'è anche una sorta di rovescio della medaglia che segnala un altro nostro telespettatore, dice ci sono molte ordinanze a protezione degli animali, ma se in un condominio si ha la sfortuna di convivere con un vicino che ha un cane che abbaia tutto il giorno, non si può far nulla. Non ci sono ordinanze né tutele per i condomini. Laddove invece, per quanto riguarda la questione più generale che lei ha affrontato, che riguarda anche insomma, i lavori del Consiglio, dice il nostro amico signor Gianni,
dice, si ricordi quello che ha scritto Dante Alighieri, non ti curar di loro, ma guarda e passa. E ma sì, ma infatti è quello che faccio, io non critico, però mi ritengo opportuno e quantomeno evidenziare la parola rispetto, questo sì. Poi se io sono là, mi faccio scivolare sicuramente tutto addosso, questo non, perché finché non si commettono degli illeciti, finché non si commettono dei reati, allora siccome nella politica è tutto consentito, deve farti scivolare addosso tutto quanto, perché è quello, e si vuole la contrapposizione, si vuole la polemica per cercare di bloccare i lavori. Io d'altronde sono stato eletto e poi sono stato eletto anche consigliere comunale, ma dopo sono stato eletto anche Presidente del Consiglio. Devo esercitare, ho la responsabilità di esercitare il mandato che mi ha dato sia l'elettore, ma il mandato che mi ha dato anche il Consiglio comunale. Nella vita mi sono saputo sempre prendere le mie responsabilità su tutte le cose che ho fatto e ho anche deciso, perciò quando hai la responsabilità hai la responsabilità di decidere, perché la città di Trieste deve andare avanti, non si deve fermare perché alcuni vogliono fermarla, e il Presidente, visto che ha la facoltà, che i regolamenti gli danno la facoltà di assumersi alcune responsabilità, e poi ovviamente perché non decide tutto il Presidente, ma decide sempre l'Aula, la Sala del Consiglio, è sempre il Consiglio Comunale decide su ogni decisione del Presidente e decide sempre a maggioranza assoluta. Per questo qualsiasi mia decisione, e me li prendo, siccome ho la facoltà di prendermi le decisioni di far andare avanti i lavori amministrativi del Comune di Trieste, li prendo e poi mi vado nell'aula del Consiglio Comunale che poi decide sulle decisioni del Presidente. Abbiamo una telefonata in linea, siccome c'è la pubblicità, però io chiedo a chi è in linea di essere rapido, così possiamo andare in pubblicità e poi rispondere dopo. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno e buon anno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Buongiorno, voglio tornare un attimo sui voti, no? se mi permette. Siamo all'ennesima volta che mi scusi il termine, questa farsa, sì, non bisogna farli, non si può, faremo, diremo. Io è da anni che chiedo ai vostri politici, io abito a Roiano, ogni anno Roiano davanti alla chiesa è un immondezzaio. Ho detto mandate una pattuglia là e i voti vengono limitati, sì, e non vengono mai nessuno. E quest'anno davanti alla chiesa c'è cominciato a mandare, lo so che non si può mandare una pattuglia a ogni piazza di Trieste, questo lo so da me, però se cominciaste a mandare due pattuglie, una nella zona est e una nella zona ovest, dico, comunque cominciare a muovere, se invece dite solo queste cose così perché mi fate pubblicità, non lo so cosa pensare. Io chiedo al signor Fatica se lei si impegna per il prossimo anno a mandare una pattuglia a Roiano. Voglio se uno di voi si impegna a mandare una pattuglia a Roiano per il prossimo Capodanno. Io accolgo i vigili, quelli che sono, con una bottiglia di prosecco qua di Pistazzi. Le accolgo io, mi impegno io. Voglio vedere se voi mi prendete l'impegno di mandare una pattuglia qua. Vi auguro di nuovo buon anno, grazie. Buongiorno. Potrebbe essere un incentivo, ma il servizio non si dovrebbe. Andiamo dopo la pubblicità. Rispondiamo dopo la pubblicità. Grande valore, intelligente. Sì. Allora, abbiamo una telefonatina, però dobbiamo rispondere al signore. Le pattuglie ci sono, non l'hanno fermato anche lei, mi diceva. Le pattuglie ci sono, questo, le pattuglie durante, specialmente in questi momenti particolari come la fine dell'anno, come insomma, le festività particolari, le pattuglie ci sono perché c'è un grande movimento. Io posso dire che proprio vicino a Roiano, siccome venivo da Saturnia, che mi ero fermato, ero là nella mia società, mi sono stato fermato anche controllato verso le 11, mi sembra le 11 di sera, sono stato controllato proprio dalle parti di Roiano. Per questo dico che le pattuglie ci sono, non è il problema delle pattuglie o non pattuglie. Ovvio che in una serata come quella che è l'ultimo dell'anno non ci devono essere 2 pattuglie, ma ce ne saranno almeno di 50 di pattuglie
farà Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e la nostra Polizia locale. Per questo non è questo il problema semmai si dovrebbe risolvere questo tipo di problema a livello centrale, lo avevo accennato anche prima, siccome è consentita la vendita è difficile che il Comune possa intervenire su quello. Le pattuglie noi facciamo del nostro meglio, poi non è che facciamo solo promesse, faremo, non faremo. Noi quello che diciamo generalmente lo facciamo. Con la Polizia locale c'è un ottimo rapporto e ci comunica anche quotidianamente quello che fanno e quello che non fanno. La presenza delle forze dell'ordine, specialmente a Trieste, c'è ed è anche abbastanza massiccia, non è come nelle altre città, vi posso assicurare che ce n'è ancora di meno di presenza di polizia. Certo, questo l'unico problema resta quello della vendita. Magari se a livello centrale un giorno decideranno di intervenire su questo e non consentire più la vendita, magari risolveremo almeno la metà dei problemi che ci sono oggi. Siamo alla prossima telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea. Prego. Dottor Bosazzi, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio e buon anno. Buongiorno Fulvio, buon anno. Buongiorno Presidente Panteca. Mi scusi un attimo, lei è il Presidente del Consiglio Comunale. Lei tante volte pronuncia le parole rispetto della legge, rispetto delle regole, ma mi scusi. Gliele confermo. La confermo. Allora, vada a tirar fuori la legge 3054 del 52. Io parlo di legge della Repubblica Italiana. Vada a tirar fuori la legge del 2014, la 190, sulla sdemanializzazione del Porto Franco, nord detto Porto Vecchio, e poi che è stata ripresa con la 205 nel 2017. Allora, alla luce di tutto questo, su un povero ignorante come me, queste cose qua ha saputo tirarle fuori, persone elette come voi avete l'obbligo di tirar fuori le regole e le leggi, indipendentemente anche del ruolo che lei svolge, ma anche come cittadino. Lei deve osservare e deve guardare se quello che si sta facendo è in regola o non è in regola. Non è che devono, difatti è un grosso punto interrogativo, come la Corte dei Conti, la Finanza, i Carabinieri, la magistratura non indaga su queste violazioni. Io parlo di leggi, non parlo di ideologie o di teorie, parlo di leggi. Il trattato di pace è legge della Repubblica Italiana e lo sviluppo di Trieste non sta nel turismo, sta nel valorizzare quello che sta dentro negli allegati del trattato di pace. Stiamo parlando di punti franchi, stiamo parlando di cosa si potrebbe fare per creare migliaia di posti di lavoro contro la miseria attuale, che sarebbe anche trasmessa nel raggio di centinaia di chilometri da Trieste. Ma stiamo scherzando, la Caritas, parlate col Vescovo, parlate con quelli che fanno, ma c'è il pacco solidale, oramai il pacco solidale è ogni giorno, è per tutto. C'è gente che lavora che non riesce più. È chiaro ormai da tempo le opinioni del nostro telespettatore. Allora, io faccio una riflessione. Lui, il signor Fulvio, mi chiedeva del rispetto. E io le leggi le rispetto tutte quante, ma non solo le leggi, ma anche i regolamenti che ci sono io rispetto, ma anche le circolari, perché le circolari per esempio sono un'interpretazione della legge, no? Perché ti fanno capire meglio cosa la legge vuole dire. Ma lei, signor Fulvio, se ha questi dubbi che il Comune di Trieste, lei non ha, perché io mi confronto giornalmente anche con la prefettura, ma mi confronto anche con la magistratura. Allora, siccome c'è un organo indipendente in Italia, che è la magistratura, lei deve segnalare tutte queste cose alla magistratura, che il Comune di Trieste non sta ottemperando a quelle che non sono le leggi dello Stato. E allora intervenga la magistratura, perché secondo noi stiamo interpretando e stiamo rispettando le leggi dello Stato. Secondo lei non lo stiamo facendo. Allora lei ha l'obbligo, dico come cittadino, perché come mi informo io, visto che lei si informa molto, ma anch'io mi informo delle cose, lei come cittadino scriva alla magistratura di chiarire questi aspetti, perché il Comune di Trieste non rispetta le leggi nazionali. Allora dice, chiedo scusa, c'è una mail,
Sempre per quanto riguarda i botti, la città era piena di turisti da Austria, Slovenia e Croazia. Pensate che fossero al corrente dell'ordinanza del comune e poi chiede se l'ordinanza comunale ha valore di applicazione per tutte le forze dell'ordine. Sì, tutte le forze dell'ordine hanno l'obbligo. Comprese carabinieri, non solo polizia locale, ma anche carabinieri. Certo, come no. Scusi. No, volevo solo dire per quanto riguarda gli stranieri che diceva austriaci, là c'è l'obbligo dei locali dove soggiornano di informarli su queste cose, perché la legge non ammette ignoranza e chi viene in Italia si dovrebbe informare, però visto che uno viene dall'estero magari c'è il direttore dell'albergo, dell'hotel dove soggiornano, che ha l'obbligo di informarli su questo, altrimenti... Siamo alla prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno Bosazzi, buongiorno a lei e al Buongiorno. Presidente Panteca. Buongiorno. Auguri, buon proseguimento a tutti e due. Allora, io Panteca non so, volevo, diciamo due parole sul rispetto che ha detto lei. Non c'è più rispetto per niente, per nessuno, perché non solo rispetto, ma l'educazione, un grazie, un prego, un mi scusi, un con permesso, nessuno. Ognuno fa i cavolacci suoi e non solo, ho visto nei giovani e non più tanto giovani, si passa al tu direttamente. Io non dico che bisogna cominciare dal voi, come una volta dicevano i nostri genitori ai loro genitori, però passare al tu subito tra persone che non si conoscono, non so, è una cosa che non sopporto. Però volevo un'altra cosa, Bosazzi, lei a Panteca dire il discorso. La galleria Sandrinelli che è chiusa, io ringraziando il cielo non ho bisogno di passare sotto quella galleria. Però perché non si è fatto prima? Fino al giorno 7 che le scuole sono chiuse diciamo che c'è ancora un po' di festività in giro, la gente è meno, si poteva chiudere adesso da ieri al giorno 7, insomma, no? Per fare questi lavori di fognatura, per vedere che proprio la città si muove nuovamente in tutte le maniere, e chiudere la Sandrinelli penso che si poteva fare prima. Grazie. Io non mi occupo di questi lavori, dei lavori pubblici o di urbanistica, non mi occupo perché faccio il presidente, però posso dire che al 99,9% è un problema di azienda, l'azienda che vuole iniziare in quel periodo non inizia prima. Allora se l'azienda non lavora, la ditta che deve seguire i lavori ha difficoltà, ma tutte, non solo una, non solo quella che deve intervenire là, ma anche tutte le altre, hanno difficoltà a intervenire prima, a fare i lavori prima, e da qua secondo me scaturisce tutto il problema, almeno da quello che sento in giro. Non ho l'informazione dettagliata su questo perché non ho avuto tempo, più che tempo, insomma, l'occasione anche di informarmi su questo. Ma credo che il problema sia questo. Poi, tornando al suo ragionamento del rispetto del tu, del lei, vede, ci sono tanti modi di dare del tu a una persona, dare del tu rispettoso, dare del tu irrispettoso. A me, se uno mi dà del tu, non mi disturba se mi rispetta nel ragionamento, no? Nel ragionamento che fa, perché magari sul modo di essere parla in questo modo, non mi disturba, però se mi dà del tu irrispettoso mi disturba sicuramente. Io ho difficoltà a darlo, sì, non a anch'io, riceverlo, per carità, non so se però... sono un po' così, ho un po' di difficoltà. Però... Io con i giovani cerco sempre di avere questo rapporto più amichevole, diciamo, no? per metterli a proprio agio, anche quando vengono nella sala del Consiglio Comunale a trovarmi, a fare visita, cerco di avere questo rapporto amichevole per essere più diretto anche nell'informazione, per farli comprendere meglio. Ma sempre con rispetto, no? Io li tratto, ma anche se sono anche piccolini, li tratto sempre con grande rispetto, perché quello è il messaggio che io gli voglio dare. No? Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno.
Buongiorno a loro signori, buongiorno ai triestini e friulani. Sono Franco Lega da Udine Nord. Anche i carnici. È un mese che sto telefonando perché con Tremul, Resigno, Giovannini, Del Bianco, e gli avvocato Pasino, Grilli, Scocimarra, eccetera, li ho messi tutti nella lista nera. Okay. Perché ho chiesto la possibilità di sapere se le forze dell'ordine nuove arrivate, quante sono, se sono in servizio, si hanno fatto 4 arresti. 50, lei diceva che 50 pattuglie sono in giro, hanno fatto 50 arresti, almeno un arresto per pattuglia, non si chiede tanto, ma una che faccia anche da deterrente. Se uno non ha combinato niente, perché dovrebbe essere pare arrestato? che praticamente non si vuol fare. Chi ha le responsabilità? Chi ha la responsabilità di mandare fuori le pattuglie? Me lo dica chi ha la responsabilità. Che gli telefono io e praticamente chiedo il perché non manda e il perché non fanno degli arresti con tutto quello che succede. I ragazzi erano noti alla forza dell'ordine. Ma che noti alla forza dell'ordine? Non dovrebbe esistere questa dicitura. Adesso no. E date ascolto anche a Fulvio, che praticamente vi ha dato tutte le dritte per le leggi. Immaginavo ci fosse una corrispondenza di amorosi sensi tra lei e Fulvio. Io gli ho dato la risposta a Fulvio. Ma sì, vabbè, ma Gli ho detto che se noi li rispettiamo le leggi, però se lui ritiene che non le rispettiamo, si rivolgesse alla magistratura, all'organo indipendente che controlla e stabilisce le regole anche degli altri enti. Per questo non indietreggio su quello che dice e tantomeno faccio il politico su quello che ha detto il signor Fulvio. Sicuramente io lo credo in quello che dice, che l'ho invitato anche a fare altro. Poi per quanto riguarda il suo discorso, signor Franco, no? Lei dice 50 pattuglie è un arresto. Uno, perché non abbiamo questo numero di dati, almeno può darsi pure che li hanno pubblicati chi ha coordinato la notte di Capodanno, sicuramente la questura di Trieste avrà coordinato tutto tramite la prefettura, perché insomma è la prefettura poi che organizza questo. E non abbiamo questi dati, ma se li avessi gliele potrei dare. Se me le avesse chieste prima magari me li portavo qua, li chiedevo in prefettura, me li facevo dare. Ma al di là di questo, quando lei mi parla noti o non noti, ma le forze di polizia non è che se non ci sono reati devono per forza di cose arrestare qualcuno, perché non è uno sport andare in giro, andare ad arrestare delle persone. E andare in giro e reprimere, ma anche non solo reprimere i reati, ma quantomeno prevenirli tutti i reati, perché il compito delle forze dell'ordine non è solo quello di reprimere, ma principalmente di prevenire quello che può succedere, perché una volta che l'evento è successo, il dramma c'è, le persone sono morte, le persone si sono sparate, allora bisogna cercare di prevenire questo. Poi una volta che è successo l'evento anche reprimerlo e cercare di sedare quello che è successo. Per questo vede, lei, signor Franco, dovrebbe fare un ragionamento di dati, no? Se il primo andava benissimo il ragionamento di dati, se lei ha necessità di sapere questo, ma come lo ha impostato non andava bene, perché un conto è avere necessità di un'informazione e anche valutarla questa informazione, è un conto un po' così semplificare questo aspetto che non vengono fatti arresti e non vengono fatte altre cose. Per questo, se lei ha necessità di questo, magari le prossime volte ne possiamo anche parlare, per carità, e sui dati, su quello che è successo e che non è successo, con i dati alla mano. Allora, dice invece questo telespettatore, in merito alla chiusura della galleria tutti si lamentano dicendo proprio adesso che riaprono le scuole. Io abito in zona scuola e forse sarà la volta buona che i ragazzi andranno in bus, quelli che passano per la galleria, invece di venire portati fino al cancello dai genitori che intasano tutte le vie. E questo è
È un aspetto positivo condivisi. questo, sì. Laddove molti, per quanto concerne il discorso del rispetto, censurano determinate parole che vengono usate, dice qualcuno anche dal sindaco, insomma dice il sindaco eccede in tutto ciò. Sentiamo la telefonata che è in linea, buongiorno. Buongiorno dottor Bosazzi, a lei e al suo ospite. Buongiorno signora. Buongiorno, buon anno. Grazie altrettanto a voi. Volevo fare una domanda proprio a lei, dottor Fonseca. Allora, per quale motivo viene aumentato del 30% l'energia per le fasce più deboli? Poi, dicendo che abbiamo gli stoccaggi pieni fino all'80%, perché l'aumento incomincia già col 1° gennaio? Se lei è così gentile da darmi una risposta chiara in merito, perché non la sta dando nessuno, perché poi non riesco a capire le fasce più deboli alle quali viene fatto l'aumento. La ringrazio, le auguro buon lavoro e soprattutto tanta salute, sia a lei che al dottor Bosazzi. Grazie signora, ricambio di cuore. Che non è, vede, sull'aumento dei prezzi del gas c'è un ente preposto a valutare tutte queste cose, stabilisce se, secondo ovviamente, adesso hanno preso per esempio la chiusura del gas dall'Ucraina, il passaggio del gas che dalla Russia arrivava anche in Europa e che non passa più attraverso l'Ucraina. Questo qua sembrerebbe che ha determinato, secondo questo ente deputato alla verifica dei prezzi, questo aumento. Prima si parlava del 18%, adesso si parla del 30%. Vedremo fra pochi giorni quale sarà il reale aumento. E poi perché partono dal 1° gennaio? E perché avviene sempre in questo modo, gli aumenti sono da gennaio fino, mi sembra, al 31 marzo e poi da aprile in poi ci saranno o aumenti o diminuzioni, dipende poi dall'andamento del valore del gas in questo caso. Questo è il resto, perché le hanno aumentate le fasce più deboli, questo non riesco a capire, mi sono domandato anch'io perché leggevo la notizia ieri dell'aumento e mi sono domandato anch'io il perché alle fasce più deboli. Non sono riuscito a trovare una risposta nemmeno per me, perché mi trovo spesso a parlare con delle persone che mi fanno questa domanda, ma non appena avrò una risposta congrua, una risposta che ha dei contenuti veri su questo e che possa corrispondere alla realtà, magari poi gliela farò sapere al dottor Bosazzi in modo che la possa poi comunicare qui a voi. Dice una telespettatrice, per quanto riguarda le questioni che hanno a che fare con l'educazione eccetera, non è un lei o un tu che determina l'educazione, uno può dare del lei ed essere irrispettoso in un altro modo. Allora, sentiamo la prossima telefonata. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Bosazzi. No, io volevo riprendere un attimo il discorso sul blocco dei controlli ai confini. Posso dire e posso confermare che più volte io vado in zona industriale e lungo il canale e vedo la ferma delle macchine dell'esercito con dentro 4-5 ragazzi con i cellulari. Queste cose qua le ho viste anche questa settimana alle vigilie di Natale, addirittura qui sotto al posteggio dei Lidl. Domenica, l'altro giorno sono passato il primo dell'anno, sono andato a Isola, a Capodistria, sono tornato indietro a Scoffie dove ci sono le macchine, c'erano le macchine della polizia, però tutte vuote. Ecco, allora io mi chiedo come facciamo, e questo è più di una volta, quando che si passa nessuno ti ferma, sono là in parte e non ferma nessuno e la gente passa, si vedono questi furgoni che passano veramente e tante volte si vedono anche le persone sotto la galleria che camminano a piedi, evidentemente sono immigrati e nessuno li blocca, nessuno li ferma. Questo è un dato di fatto, anche perché come succede anche, basta che venga qui al Pane Quotidiano dove c'è ad Omio, qua arrivano tante volte a gruppi di 4, 3, 5 e nessuno si permette di fermarli e le polizie magari è là o qualsiasi che prendono il caffè.
Ecco, questo è un dato di fatto. Per questo grazie. Sono un po'... chiudo un attimo perché siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda la presenza del Presidente del Consiglio Comunale. Ci sono un paio di domande ancora, quindi per questo ho chiuso prima la telefonata, chiedo scusa al telespettatore. Io sinteticamente posso dire, è vero che lei ha visto le macchine vuote magari là nei posti di controllo, è pure vero che non hanno l'obbligo di controllare a tappeto tutte le macchine che passano o altri mezzi che passano da quel posto, ma hanno l'obbligo sì di fare dei controlli. Io passo anche spesso di là. 2 volte, scusate, 2 volte sono stato anch'io controllato, per questo quando non ci sono tanti obblighi, altrimenti bisognerebbe mettere delle sbarre, aspettare le macchine e farle passare, ma non è questo l'intendimento di quel tipo di controllo. Quel tipo di controllo è fatto è dare la possibilità, si dà la possibilità agli operatori di polizia di individuare eventualmente anche dietro segnalazione, per carità, le autovetture o i mezzi da controllare. Poi lei mi parlava di persone che girano, certo se li vedono la polizia certamente bisogna vedere come interpreta nel momento in cui vede queste persone, perché ci sono tantissime persone che girano, però lei dice in quei posti magari sono tutti così. Non credo che la polizia o altre, insomma le forze dell'ordine, quando parliamo in generale, stia lì a prendere il caffè e magari vede delle persone passare, persone che abbiano magari sospettose, insomma in qualche modo che non intervengono. Questo non lo credo, ma se avviene sicuramente la forza di polizia non ha fatto un buon lavoro in quel momento. Ancora una telefonata per il Presidente del Consiglio Comunale, rapidamente, sì, chiedo scusa perché siamo... Buongiorno, sarò rapidissimo. Buongiorno Bosazzi, buongiorno gentili ospiti, tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno. Allora, sono rimasto incuriosito dall'intervento della signora di prima inerente all'aumento del gas per le fasce più deboli. Allora, a prescindere che il gas, in base alle ultime statistiche economiche, subirà una variazione molto grande. Non lo dico perché non voglio essere tacciato di terrorismo, no? E questo è il primo motivo. Ma il secondo motivo, che secondo me è più importante, dice un proverbio statunitense: quando la gente si disinteressa della politica, la politica si disinteressa della gente. Allora, noi abbiamo visto che fondamentalmente il comune di Trieste è stato detto con 4 gatti, con il voto di 4 gatti, perché la maggior parte dei triestini non sono andati a votare, e la domanda è questa: cosa si pretende, signora cara? Se nessuno va a votare, si disinteressa della politica, la politica si disinteressa del popolo. Grazie, buongiorno. Ok, questa è una c'entra col gas. Sì, ma certamente questo non c'entra niente col gas, e sicuramente il signore è poco attento, perché la gente non si disinteressa dalla politica e la politica sicuramente non si disinteressa della gente. Poi si riferisce alle ultime elezioni, io credo che Trieste ci sia stata una buona affluenza, potrebbe essere di più, per carità, e chi ha vinto le elezioni dicono che l'ha vinta per pochi voti. No, io dico che l'ha vinta per tanti voti, perché quando arrivi al 47%, al 29% degli altri, vedete che il gap fra un partito, fra una coalizione e l'altra è tantissima. Poi se si arriva al ballottaggio si risicano questi numeri e si vede che la gente o che non è andata a votare oppure ha scelto altre cose, ma il dato principale è quello che conta, è il 20% di scarto. Ecco, questo. E poi sbaglia sempre chi non va a votare, ecco. Questo è un altro dato. Certamente, poi noi dobbiamo fare di tutto, che poi la considerazione del signor non ho capito, io la risposta le ho data alla signora e le ho data anche congrua, dicendo che non avevo percepito bene il motivo perché alle fasce più deboli, perché hai detto che mi informerò. No, mi è sembrato un po' fuori luogo, comunque insomma, prendiamo atto. Presidente, grazie per essere stato grazie con noi, a voi. Buon anno, insomma, buon lavoro. Grazie ancora per l'invito, buon anno ancora a tutti quanti, e che, come ho detto anche prima, che
sia un anno più rispettoso per gli altri, almeno istituzionalmente. Subito dopo di lei c'è il consigliere comunale del PD Luca Salvati, quindi continueremo questo discorso. Dopo la pubblicità ci vediamo. Che bello, mi diverto, guarda, un po' un problema. Allora, siamo in compagnia di Luca Salvati, consigliere comunale del Partito Democratico, che ringrazio per essere tornato a trovarci. Abbiamo già una telefonata in linea, credo che anche se magari era intesa per il Presidente Pantecca, gli argomenti che abbiamo trattato possono essere evasi in qualche modo anche dal consigliere Salvati. Sentiamo quello che ha da dire il nostro telespettatore e poi vediamo. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno, qua è una signora di una certa età che sono testimonio di 80 anni quel che succede a Trieste. Okay. Volevo chiedere come mai che anche se non c'è più, che una volta era una bella trasmissione, no? in regione, che era con Majorana, eccetera, non si sa niente, non si capisce niente. Allora mi posso contare tutto quel che era successo in 80 anni a Trieste, anche perché mi mettiamo in Italia, a quell'epoca non potevo esigere il mio cognome perché ero perseguitata con oltre confine, con Tito, eccetera. Potessi parlare fin domani, ma non arrivo a capire che elogia il ritorno a Trieste, ma noi conta cosa che ha fatto lo Stato italiano. Ha chiuso tutti i cantieri, Scherza, eccetera, che aveva 5.000 persone ed è andato tutto capropaccio, tutto ha cambiato. Trieste è sempre bella, ma però ha portato via tutte le cose belle. Ecco, questo è. Allora, grazie per la segnalazione. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Insomma, se ho capito bene, il tono della telefonata era quello di ricordare che una volta ritornata a Trieste all'Italia, poi ci sono stati anche dei problemi e non è stato tutto rose e fiori. Non voglio nemmeno immaginare quello che sarebbe successo se non fosse tornata all'Italia, ma questo è un altro discorso. Prego, Sanardo. Io credo, nonostante appunto qualcuno potrebbe dire ma come da uno del Partito Democratico. Dove parlare un pochettino più forte perché sì, già non sento io. No, che dicevo, magari sentir dire da un esponente del Partito Democratico che finalmente comunque dopo che Trieste è tornata all'Italia con non poche, sappiamo qual è stata la storia sia da una parte che dall'altra, quindi come spesso avviene o per motivi religiosi o per motivi politici si vanno ad innescare delle dinamiche che poi trovano vittime sia da una parte che dall'altra, e Trieste è stato proprio l'emblema, e che oggi questo venga riconosciuto, è stato riconosciuto con la legge della giornata del ricordo, e che Trieste oggi anche a livello nazionale sempre di più, perché fino a qualche decennio fa ricordo che la parte della storia legata a quello che è stato l'esodo istriano-dalmata era abbastanza, non veniva portata all'attenzione come oggi ancora di più deve essere. Non so se nelle scuole, oggi nelle nostre scuole, nel nostro territorio, vengano, e auspico di sì ovviamente, anche perché mi pare che rientri all'interno di quella che è l'autonomia dei dirigenti scolastici,
dedicare una parte della didattica anche allo studio del proprio territorio. Io credo che sarebbe una cosa assolutamente dovuta, anche perché i nostri figli, i nostri nipoti e i nostri cittadini del domani conoscere bene qual è stata la storia della nostra città, una storia che però allo stesso tempo, a mio avviso, non deve rimanere, ma può diventare ricchezza, perché una cosa ci tengo a sottolinearla, a mio avviso le vittime, che siano da una parte di un colore politico che dall'altra, sempre vittime sono, e questo so che è uno sforzo veramente ed è un esercizio non facile, questo però dovrebbe portare non più a delle divisioni ma ad un'idea di comunità che attraverso la sofferenza riesce a mettersi insieme e a tirar fuori quel poco di buono che ci può essere, ma sempre di buono può essere quello di saper andare oltre, riconoscendo ovviamente gli sbagli che sono stati fatti dalla propria parte politica e riuscire ad andare oltre per un futuro migliore. Allora, abbiamo parecchi spunti da discutere, per esempio questo, dice: durante il consiglio comunale a cui ho assistito molti consiglieri leggono per conto proprio o sono attaccati al cellulare o assenti, salvo rientrare al momento del voto come studenti svogliati. È inutile che dico che questo non è vero. Io per esempio porto spesso quindi parlo per me, porto spesso il computer, intanto perché mi serve, preferisco, abbiamo in dotazione anche in comodato d'uso gratuito un tablet che ci viene dato per seguire, e siccome trovo piuttosto che portarmi sia il tablet che il computer, anche perché le nostre postazioni non sono particolarmente importanti a livello di dimensioni, preferisco avere il computer dove posso sia seguire, consulta consulto anche, devo dire la verità, quando per esempio ci sono degli interventi da parte dell'altra parte politica o da parte dei miei colleghi dell'opposizione, sono colleghi ovviamente anche quelli della maggioranza, andare anche su internet a fare delle ricerche, francamente so che può sembrare, ma questo cosa fa? Gioca a Tetris? No, almeno Tetris personalmente non gioca più nessuno, è una roba roba no. No, quindi personalmente io parlo per me su questo, anche perché che poi invece sulle uscite ci possono essere uscite, per esempio anche qua mi sento di dire, ma ho visto, su questo sì che posso parlare anche a nome di altri colleghi, riceviamo delle telefonate, io spesso mi ricevo delle chiamate per esempio durante il bilancio, più di qualcuno seguiva il bilancio e mi diceva: Salvati, l'emendamento che hai presentato, e dopo se abbiamo modo e maniera l'emendamento che hai presentato, qual è stato l'esito da parte degli uffici, visto che l'esito ci è arrivato durante quelle ore, abbiamo avuto appunto non poche sedute, anche perché la Commissione, noi sappiamo che le sedute di bilancio sono uno dei momenti più importanti all'interno del Consiglio Comunale, anche perché non sono solo cifre economiche, ma si dà quella che è la visione e la linea di indirizzo che un'amministrazione ha intenzione di portare avanti, e quello era sicuramente uno dei motivi per quali mi chiamavano dirigente di alcune squadre sportive, altri di alcuni rappresentanti di genitori di alcuni istituti scolastici che mi avevano chiesto tutta una serie di cose, e quindi era anche un modo per andare a rispondere loro. Quindi che questo avvenga assolutamente non lo metto in dubbio, però non sempre, anzi direi che quasi mai, per quanto riguarda me o anche altri colleghi, è per fare altro che non attiene a quelli che sono i nostri compiti istituzionali. Allora, io direi facciamo così, siccome la pubblicità incombe, anticipiamola di qualche secondo, così poi abbiamo più tempo per affrontare altri problemi senza doverci interrompere dopo, magari appena abbiamo iniziato a parlare. Dopo la pubblicità torniamo insieme. Allora, rientriamo in studio, c'è già una telefonata in linea, quindi sentiamo la telefonata, poi parliamo, insomma. Buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Prego. Gino. Buongiorno. Volevo chiedere un giudizio su quello che sta succedendo
su quel discorso che ha coinvolto l'ospedale di Catinara. Infatti abbiamo il presidente della regione che si è speso moltissimo con 2 anche rappresentazioni televisive sul sostegno al medico che in qualche maniera ha subito qualche telefonata un po' pesante, eccetera, però non ha detto una parola su quello che è il problema della persona che doveva essere curata in qualche maniera. Poi abbiamo Fratelli d'Italia che a Roma ha fatto un'interrogazione al Ministro della Salute per avere chiarezza sulla cosa. E volevo sapere, il Consiglio Comunale su questo non ha discusso, cioè il fatto che un ente che deve curare praticamente non si interessa di quello che potrebbe essere il percorso di una persona non curata, mi pare una cosa abnorme, citando delle cose tipo vaccinazioni eccetera, che poi alla fine ammette che non erano sostanziali per l'operazione che doveva essere eseguita. Volevo un giudizio, grazie, buongiorno. Beh, intanto chiedo venia, all'inizio quando ho preso prima la parola mi sono dimenticato di fare gli auguri a tutti i gentili telespettatori, un augurio particolare mi sento di farlo anche a mio papà che oggi compie proprio oggi 79 anni, quindi il suo genitore. Tanti auguri. Allora, per rispondere, intanto noi non ci siamo appunto, abbiamo avuto la sessione del bilancio come si diceva poco prima della pubblicità e quindi non abbiamo ancora avuto modo di riunirci per affrontare il tema o attraverso quelli sono i nostri atti o attraverso una domanda di totalità o attraverso un'interrogazione o attraverso una mozione, giusto per dire perché. In secondo luogo, comunque qualsiasi di questi atti che potremmo mettere in campo sarà indirizzato alla regione, perché come sappiamo la sanità è di competenza regionale. Quindi prendo sicuramente al balzo quella che è lo spunto che ci dà il gentile telespettatore e al primo consiglio utile sarà mia cura porre uno di questi strumenti all'attenzione del sindaco e dell'eventuale assessore competente, dell'eventuale perché, torno a dire, non nessuno avendo la delega, il primo esponente che può rivolgersi alla regione in questo caso credo che sia è solo che il sindaco. Come posso dire, una domanda che mi viene in mente adesso, è giusto che per quanto riguarda materie sanitarie, mettiamola così, il comune non abbia voce in capitolo secondo lei, indipendentemente poi da ogni altra considerazione? Facciamo la tara da tutto ciò, ma non so, forse... Allora, qua stiamo sul crinale perché come sappiamo invece il Comune ha grosse competenze ed è una delle voci di bilancio più importanti è proprio quella rivolta al sociale, no? Che confina. Esatto, che confina appunto con il tema della sanità. Questo cosa vuol dire? Che se si è pensato ad una divisione se vogliamo, facendo anche una certa forzatura così importante fra due temi, va bene, mi sento di dire, però ci deve essere un grosso rapporto di collaborazione fra l'assessore agli affari sociali del comune con l'assessore nelle persone di Tognolli per quanto riguarda appunto gli affari sociali del comune di Trieste e l'assessore regionale Riccardi per quanto riguarda invece la sanità. Ci deve essere assolutamente solo così allora sì. E quindi la domanda ci sta assolutamente tutta, solo così un sistema può lavorare, ci deve essere una sinergia e ovviamente anche tra i rispettivi uffici sia dell'uno che dell'altro assessore. Allora, devo leggere questa mail e chiedo scusa alla signora se non l'ho letta prima, dice voglio smentire quanto detto da alcuni precedentemente, le forze dell'ordine ci sono, si danno da fare. C'erano 2 pattuglie di polizia il giorno di Natale per prendere 2 ladri nel mio condominio, bravi ragazzi che si sono dati tanto da fare, un ladro l'hanno pure preso. Grazie a questi giovani volonterosi lavoratori che non hanno né Natale né feste e lavorano sempre. Questo perché nella prima parte si è parlato
in maniera come dire, molto, molto ampia delle questioni collegate alla faccenda Botti e il discorso poi ha toccato anche la questione controlli, eccetera. Però la faccenda dei Botti è parecchio sentita dai nostri telespettatori, sia per quanto riguarda le telefonate, sia per quanto riguarda anche le mail. Molti dicono, sono due praticamente i grossi problematiche, diciamo così, cioè ci sono delle restrizioni, no? Però dice chi controlla che tutto ciò, che le ordinanze vengano rispettate, e poi c'è l'altro problema che dice forse il Comune dovrebbe dare il buon esempio e non procedere con lo spettacolo pirotecnico alla mezzanotte del primo dell'anno. Allora, non è facile, come capita spesso, tenere insieme le due cose. C'è qualche, come dire, qualche esempio che può facilitarci in tal senso? Sicuramente Gorizia, che ha avviato, non so se poi gli altri comuni, ma è più facile guardare francamente a chi ci è più vicino. Quindi Gorizia ha avviato, credo, una buona, non mi si può dire che Gorizia lo dica perché sia di amministrazione di centrosinistra, come ben sappiamo anche Gorizia è retta da un governo, comunque da una maggioranza di centrodestra, ha avviato una buona sperimentazione attraverso l'utilizzo dei droni, no, per questi spettacoli. A mio avviso questa è la strada, quindi saper utilizzare anche la tecnologia, viva Dio, che ci viene fornita, quindi la tecnologia in questo caso ha sia dei pro che dei contro, in questo vedo soprattutto dei pro, e probabilmente anche a livello di costi ha sicuramente dei costi inferiori rispetto a quelli che sono il tradizionale spettacolo pirotecnico, che molti di noi sicuramente avranno avuto modo, non solo in questo 31 ma anche nei passati, di ammirare e di stupirsi, perché credo fa piacere, però quelli che sono gli effetti, passatemi il termine, gli effetti collaterali di vario tipo, quindi quelli che possono essere gli incidenti a persone, cose e anche e soprattutto agli animali, a mio avviso il gioco non val più la candela. Quindi pensare di utilizzare le tecnologie anche in questo ambito qua sarebbe cosa più che giusta. Allora, poi dopo vediamo se ci sono altri. Oddio, ho perso i aspetti. No, a posto, ho recuperato tutto quanto. Allora, parliamo adesso, poi dopo logicamente siamo a disposizione dei telespettatori per far loro la scaletta e gli argomenti della trasmissione. Parliamo del bilancio comunale, no? Per l'ennesima volta, e questo è un bene, il bilancio comunale è passato, diciamo, prima della fine dell'anno, e questo significa avere una maggiore disponibilità anche delle poste che il bilancio comporta. Mi chiedo sempre poi, voglio dire, come le opposizioni riescono ad intervenire nel bilancio comunale e come riescono in qualche modo a far sentire la propria voce. Allora, partiamo dal presupposto che comunque il bilancio del Comune di Trieste è un bilancio buono, nel senso non abbiamo sicuramente l'indebitamento a livelli come spesso leggiamo relativamente ad altri comuni, non solo del sud, perché anche qua ci sono... ahimè è una, è una prassi che si è portata avanti nel corso dei decenni, quella dell'indebitamento, che ha preso piede ovunque, a prescindere da quelle che sono le aree geografiche del nostro territorio. Quindi su questo sicuramente non sarei onesto intellettualmente nel non riconoscere che c'è stato un impegno da parte dell'amministrazione di Piazza nel corso dei decenni nel diminuire l'indebitamento. Quello che noi reputiamo, e non solo in fase di bilancio ma anche in altri momenti, su altre discussioni importanti come quello ad esempio del porto, un'altra sicuramente se mi venisse
posta la domanda, ma Salvati, quali sono stati gli argomenti più importanti che avete trattato, che subito le vengono in mente in questo nel 2024 appena passato, sicuramente mi verrebbe quello del porto. Anche sul tema del porto devo dire che alle opposizioni, con il ricorso al contingentamento degli interventi, questa novità, quindi nel diminuire in maniera veramente importante gli interventi da parte di tutti, ovviamente soprattutto dell'opposizione, perché poi è l'opposizione quella che interviene più di tutto, perché tra la maggioranza si mettono d'accordo e quindi in aula raramente troviamo degli interventi, si può dire che ormai fa tutto questo. Ecco, questo, se mi si permette, proprio a mio avviso è uno svilimento della politica, perché lo vediamo sia a livello regionale che a livello comunale, le giunte ormai fanno gran parte del lavoro e poi si arriva in aula con quella di auspicare una certa ratifica. Questo non è a mio avviso, per quello che è la funzione del Consiglio, che a tutti gli effetti è come se fosse, ma che se vogliamo anche sul livello nazionale è più o meno la stessa cosa, non con questa... Beh, già in regione, così, no? Sì. Quindi esautorare il Consiglio del proprio potere sta diventando una prassi che assolutamente va sradicata. Ecco perché, tornando al porto, ci sono stati dati dei tempi, le nostre proposte, i nostri emendamenti inizialmente erano stati ritenuti gran parte inammissibili. Sul bilancio c'è stato invece, così tornando al tema, ci sono stati dati, ma anche là, dopo un'azione importante sia con l'assessore competente al bilancio che con anche altri assessori, con una parte della maggioranza, siamo riusciti su questo a trovare un accordo su determinati temi, perché alcuni nostri emendamenti sono stati approvati. Personalmente, per esempio, per quanto mi riguarda, l'emendamento sull'area dell'ex cantiere Collini, dove da diversi anni anche voi eravate venuti in loco, stiamo portando avanti, visto anche quello che sta succedendo su Accattinara con l'abbattimento della pineta, abbiamo chiesto... quel discorso... sì. Abbiamo chiesto finalmente che quell'area, che doveva essere già riqualificata dopo i lavori della grande viabilità, ormai concluso da tempo, finalmente che si avviasse uno studio di fattibilità, proprio per far sì che quell'area venga destinata alla cittadinanza attraverso un cosiddetto il verde attrezzato, quindi delle aree igieniche, e attraverso quindi dei momenti dove, dei luoghi per l'appunto dove tutta la cittadinanza può andare e utilizzare in maniera comune quell'area. Adesso c'è un mio amico che si trova in Australia, il quale dice: Luca, qua siamo pieni, a me va bene perché così un po' copio, siamo pieni di parchi dove ci sono dei costrutti dove si può andare, ci sono delle griglie, si può andare tranquillamente, ovviamente è richiesto una certa pulizia. Beh, quella è un'area secondo me molto importante per adibirla a tutta una serie di, che può essere l'area fitness, l'area gioco, che può essere anche appunto con dei manufatti di questo tipo dove poter andare a passare soprattutto in primavera determinate, e siamo contenti, ecco, che sia stato approvato questo emendamento relativo allo studio di fattibilità. L'altro sicuramente richiesta, e vado perché vedo che c'è una telefonata. No, più che altro c'è anche la pubblicità. Io sono già... Era l'area dell'ex cantiere, la palestra di Largo Nicolini, dove diverse volte abbiamo fatto anche un sopralluogo, l'associazione di ping pong, la Sistiana, Trieste Sistiana, aveva chiesto finalmente, visto che si svolgono anche delle gare, aveva chiesto di poter avere la pavimentazione in Taraflex, che è appunto quel materiale adatto per far sì che ci si infortuni il meno possibile, e anche questo devo dire è stato approvato. Poi sul resto, su grandi temi, richieste dai cittadini, per esempio alla manutenzione di strade e marciapiedi, dove abbiamo richiesto maggiori fondi, per esempio su Rione di Altura, che io ne parlo ogni volta, ma perché ho avuto modo e continuo a seguirlo, viene data veramente poca attenzione. Su quello sono state bocciate gran parte delle nostre proposte. Allora, c'è una telefonata in linea, però dobbiamo andare in pubblicità. Io chiedo al telespettatore se preferisce aspettare la pubblicità oppure se vuole porre la propria domanda, però in quel caso deve essere veramente molto breve. Buongiorno. Buongiorno, aspetto la pubblicità. Perfetto, allora ci sentiamo dopo la pubblicità.
per lettere, scuole. Allora, siamo in debito con una signora che sta aspettando al telefono, per cui la facciamo subito intervenire. Buongiorno. Non c'è più. Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Buongiorno signora Silvia. Intanto auguri a tutti, diciamo, per il nuovo anno. Pronto? Sì, signora, è in linea, tranquilla. No, perché c'è il ritardo, no? Per cui adesso abbasso il volume, ecco. E niente, volevo farvi gli auguri di buon anno e poi volevo dire una cosa. Sento spesso dire che bisogna ringraziare i ragazzi delle forze dell'ordine, eccetera, ma io penso che, fermo restando che ovvio che si ringrazia chi fa il proprio dovere, ma insomma bisognerebbe ringraziare tutti allora, perché c'è un sacco di gente che è sempre a disposizione, che lavora sempre, anche le domeniche, e c'è tantissima gente che lavora per veramente un tozzo di pane e neanche per quello, non ce la fa neanche con quello. Quindi oggi come oggi, in questa situazione, bisognerebbe ringraziare tutti quelli che lavorano, malgrado il lavoro non sia assolutamente ripagante del sacrificio che fa. Quindi io ho questo grazie, oppure grazie quando si fermano sulle strisce pedonali, non fanno altro che il loro dovere, insomma l'automobilista deve fermarsi alle strisce pedonali, inutile che lo ringrazio. Bisognerebbe ringraziare veramente chi fa qualcosa di più. E per esempio tutti quei ragazzi poveri che perdono la vita anche nei cantieri da tutte le parti perché non vengono rispettate le leggi sulla sicurezza, ecco, quelli sarebbero veramente da ringraziare e da portare anche un fiore. E poi volevo dire, come si fa a fare finta di niente, a continuare a parlare, e questo naturalmente vale per il politico che è in studio, ma per tutti, come si può far finta di niente di fronte a una situazione che se uno cade, si fa diciamo una ferita, sì, che ha bisogno di qualche sutura, non c'è un ambulatorio, non c'è nulla sul territorio, il vuoto assoluto, e deve andare ad affollare quel già disgraziatissimo e affollatissimo pronto soccorso. Cioè veramente uno si guarda intorno e c'è il deserto, c'è la sanità è desertificata. Dove si va a farsi, non so, 2 punti, uno cade, è successo a mio marito per esempio, a Muggia. Anche a Muggia non c'è un ambulatorio, non c'è nulla. Come si fa? Doveva andare pronto soccorso? Poteva anche andare e mi sono arrangiata io a tamponarlo, fargli quello che dovevo fare, sperando che vada tutto bene. Per fortuna è andato bene, però non è possibile continuare a far finta di niente in questa situazione. Cioè è drammatica la cosa. In pronto soccorso probabilmente quei poveracci lì daranno i numeri fra poco. E niente, io cosa posso augurarmi? Io mi auguro che qualcuno gli venga un'idea illuminata, invece di pensare ai bilanci, di pensare alla salute pubblica e a quello che serve. Il bilancio può essere buono perché non si fa niente. Se io non compro niente mi restano tutti i soldi del cassetto, chiaramente. E niente, spero bene, non so cosa dire. Grazie e buongiorno. Allora, sono stati toccati alcuni temi e quindi cerco di integrare anche quello che avevo detto. Il 2024 personalmente, per quanto riguarda i vari temi importanti che riguardano la nostra città, è stato anche quello dei lavoratori, mi sento di dire utilizzare il termine sfruttati, ovvero i lavoratori, gli addetti museali, che finalmente, devo dire, grazie ad un impegno, perché se non ci fosse stato quell'impegno da parte dell'assessore Rossi, insieme ovviamente a un lavoro fatto trasversalmente dalle varie forze politiche, grazie ai sindacati, la Confsal per primo che ha sollevato il tema in maniera, diciamo così, dirompente, siamo riusciti a far sì che però a queste persone venissero finalmente attribuito, andando a nuova gara, un contratto, e non è neanche il contratto definitivo. All'inizio di dicembre si è tenuta proprio una commissione su questo tema, ho richiesto io tale commissione per far sì di capire quale sia il percorso, soprattutto di formazione, e per andare da qua a 3 anni a somministrare, quindi a nuova gara, e a somministrare loro quello che è
diciamo adesso siamo in una fase ponte, ma il contratto più adeguato, come avviene già in altre città da tempo, che è quello del Federculture, che prevede sicuramente che questi addetti sappiano le diverse lingue, sappiano come anche porsi nella maniera, quindi a tutti gli effetti diventano degli operatori museali / turistici degni, quindi degni di questo nome e di rappresentare poi la città di Trieste, soprattutto per far sì che i turisti, una volta tornati nei propri paesi, nelle proprie città, possano parlare bene dell'esperienza triestina e far sì che altre persone tornino da noi. Quindi questo è il primo tema. Il secondo è il tema della sanità. Noi credo che lo stiamo dicendo da tempo, che il modello che si sta prendendo, che è quello del modello Lombardia, che si sta prendendo, ahimè, come riferimento, che abbiamo visto soprattutto, ma non solo nel periodo del Covid, non sia stato il modello, lasciando stare appunto che è stata una tragedia, che sicuramente è un avvenimento che qualsiasi modello si avesse avuto in campo, come dire, avremmo comunque avuto delle complicanze non da poco nella gestione, ma prendere il modello Lombardia, ovvero quello che sta andando verso sempre una maggiore privatizzazione dell'assetto sanitario, secondo noi è assolutamente sbagliato. Quello che invece serve è avere dei presidi capillari sul territorio per far sì che quelle che non sono le persone anziane, sicuramente le persone anziane sono le più bisognose per motivi semplicemente di mobilità, ma che tutte le persone, abbiamo visto ancora una volta, e là il Presidente della Repubblica l'ha sottolineato nel suo discorso, come ancora una volta stiamo registrando che la ricchezza è sempre maggiormente concentrata in mano di pochi e aumenta invece la fascia di coloro che si trovano a far difficoltà per arrivare a fine mese, e davanti a questo avere invece una capillarità del servizio sanitario, ma mi varrebbe ad aggiungere anche degli altri servizi essenziali sul territorio, dovrebbe essere una priorità da parte di tutti gli enti pubblici, a partire per l'appunto dal Comune di Trieste. Anni fa, per dire la verità, adesso io vado un po' a memoria, credo che forse addirittura ancora la giunta Serracchiani in regione venne istituito all'ospedale maggiore una sorta di, adesso non so come potremmo chiamarlo, quasi di presidio, come pronto soccorso, insomma. Poi dopo, non so, magari proverò a chiedere che fine abbia fatto quell'iniziativa, perché c'è quasi automaticamente, no, l'idea di andare in pronto soccorso. Non lo so. È sicuramente ma secondo me anche giusta, cioè, con gli strumenti che abbiamo oggi in campo, anche giustamente la prima cosa che è sottovalutare, lo dico per esperienza personale, vedo anche a volte quando i miei genitori non so, hanno iniziano a manifestare qualche disagio o hanno delle manifestazioni importanti, che non è il raffreddore, sì. E la prima cosa che faccio è li prendo e li porto in pronto soccorso, non perché la guardia medica, no, ma perché le risposte da parte di quelli che sono gli altri strumenti di cui oggi possiamo avvalerci, a mio avviso, non sono delle risposte adeguate. In pronto soccorso si va, viene accolto e almeno sei tenuto sotto osservazione. Sì. Senza tornare a dire alla guardia medica, però la guardia medica mi risponde da lontano, non vede il paziente, non ha modo di vedere il paziente se non solo attraverso gli occhi di un altro che non sono gli occhi suoi, e quindi gli occhi di quello che può essere la moglie, il marito che parla, e quindi assolutamente il mio consiglio rimane quello di recarsi il più prontamente possibile. Ovviamente, e sarebbe il caso, come appunto questa sperimentazione non ho ricordo. Forse non è nemmeno non lo so, insomma, io mi ricordo perfettamente che siamo andati all'inaugurazione della struttura, e se non ricordo male, allora direttore di Asugi era il dottor Deli Quadri, quindi si parla di parecchio tempo fa, quando si incominciava appunto a ragionare sulla eventualità di realizzare queste strutture. E il problema è che, come diceva anche lei,
la gente si fida del pronto soccorso e quindi prima che il bubbone scoppiasse mi ricordo che ai pronto soccorso si diceva anche, come dire, siamo anche, uso un termine, ci fa piacere perché vuol dire che si fidano di noi. Poi dopo certamente si è arrivati ed è un collasso però che mi pare di capire da quanto leggo riguarda tutto il paese, non solamente. Noi stiamo arrivando oggi perché il nostro sistema, e dopo dimenticavo, perché sono già 2 telespettatori che parlano anche delle forze dell'ordine, non trascuriamo, non hanno detto neanche una parola, e non dimentichiamo che il nostro sistema sanitario anche oggi continua a essere quello del Friuli Venezia Giulia, un ottimo, non mi sento più di dire, ecco, noi siamo passati dall'eccellente all'ottimo. Il rischio è che dall'ottimo si passi appunto al buono e poi al discreto, ed è un rischio che va assolutamente scongiurato il prima possibile, anche perché se iniziamo a far vacillare quelli che sono i servizi essenziali inizia a essere veramente una cartina di tornasole di un dramma di un paese che non è più capace di fornire semplicemente quello per cui paghiamo le tasse. Sulle forze dell'ordine, anche perché devo dire per diversa, anche per esperienza personale, sono particolarmente vicino. Sì, dice la signora, dice bene il fatto che ci sono anche tutta una serie di altre categorie, che medici, infermieri, io sono un assicuratore, com'è, non mi sento di dire sì, se volete ringraziarmi ok, ma non mi sento di dare lo stesso servizio che possono dare invece queste altre categorie, perché la loro è veramente una passione, mi sento di utilizzare il termine, è una vocazione. Io credo che in questi ruoli ci devono essere veramente persone che vanno, come anche gli insegnanti, che vanno a farlo perché lo sentono, perché la vivono come una missione. Forze dell'ordine ecco, forse se posso, va bene che anche oggi lavorare in ospedale non è molto sicuro, perché abbiamo visto medici che vengono aggrediti, però a mio avviso agenti di polizia, parlo di chi sta in strada soprattutto, agenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza, che percepiscono uno stipendio con il rischio che hanno, uno stipendio che è alla pari di qualsiasi altro dipendente pubblico o privato che se ne sta al caldo in ufficio, a mio avviso non va affatto bene. Giusto con una telefonata in arrivo. Buongiorno. Buongiorno, sono Luigi. Buongiorno. Vorrei fare una domanda al suo ospite, magari mi risponde. Vorrei sapere come mai un medico chirurgo, sempre che ripeto questa storia qua, deve fare straordinari per arrotondare e arrivare a 3.000 euro e cioè le vite in mano della gente, mentre troviamo dei politicanti, Camera, Senato, Regione, che prende minimo 5.000 euro al mese stando seduti in poltrona. Ecco, se mi può rispondere a questo. Io cerco di rispondere molto volentieri perché nel bene e nel male so molto bene che il mio temperamento e il mio carattere e in quello che dico mi porta ad avere, è un'utopia quella di avere tutte, gran parte delle persone, tutte le persone che approvino quello che viene detto. Io credo di essere una persona che spesso, e la mia storia anche politica diverse volte ne è testimonianza di quante a volte Salvati non mi hanno permesso ma non voglio personalizzare, non mi hanno permesso di candidarmi. Penso di essere una persona che non ha più di tanto peli sulla lingua. Io trovo che il concetto di come sia oggi costruita tutta la parte dei 3 poteri che contraddistinguono il nostro Stato, ovvero il potere legislativo, e parlo delle remunerazioni, il potere esecutivo e il potere giudiziario, non vada affatto bene. Perché, e faccio un esempio, oggi è previsto per norma che i parlamentari percepiscono la stessa retribuzione dei magistrati della Corte, non mi ricordo di quale Corte, diciamo comunque una dei massimi livelli, come anche i dirigenti della pubblica amministrazione che solitamente sono quelli ministeriali, ma non solo, perché ci sono anche dirigenti nel comune di Trieste che percepiscono degli emolumenti. Secondo me questa cosa non va affatto bene,
proprio ha fatto un esempio che secondo me il telespettatore calza a pennello rispetto a chi, come dei medici che si prendono appunto cura della vita delle persone, e questo spinge poi molti ad andare a lavorare in altri paesi. Perché giustamente uno che è ambizioso e dice io voglio avere una paga adeguata a quello che è stato il mio percorso di formazione e a quello che può essere la mia carriera, oggi è costretto a fare questo. Io trovo che questo non vada affatto bene, io considero, e questa è stata sempre la mia posizione, credo che oggi il costo della politica e della pubblica amministrazione sia eccessivo rispetto a quello che siano i servizi che poi vengono dati. Allora, un telespettatore mi fa notare, e di questo sono molto contento, che esiste e funziona al maggiore il servizio Prime Cure. Credo sia Prime Cure e non Prime Care, come avrei subito detto, quindi il servizio esiste. Quindi se qualcuno avesse delle problematiche non gravissime, ma giustamente, appunto, come diceva anche la signora, magari una persona cade, è un po' preoccupato anche magari per farsi fare, penso facciano queste cose, c'è questo servizio Prime Cure che opera all'ospedale maggiore e che quindi può evitare il pronto soccorso. Però c'è una cosa che devo assolutamente leggere, dice: come mai molti cimiteri a Trieste non hanno i servizi igienici come invece previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 1990? Mettetegli, perché se no il signor Nevio si arrabbia. Non so se è uno ossianico che se li fa tutti i cimiteri, ma insomma è molto preoccupato per questa cosa, insomma. E no, grazie a lui anche, bisogna dargli atto, è stato possibile installare un servizio nel cimitero militare, per dire la verità. Quindi bisogna anche dirglielo, al di là delle ironie, ma intanto abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Ho preso nota di questo. Buona giornata a voi, auguri per il nuovo anno, e vorrei parlare di sanità cortesemente. Ok. Siccome io ci ho lavorato per 32 anni, non nel ramo sanitario ma nel ramo tecnico, ho visto che dagli 80 in poi sono passati da ospedali riuniti, dove c'erano tante persone che lavoravano con dedizione, diciamo dai portabarelle al primario, e man mano è diventata un'azienda. Oggi azienda, come la vedo io, abbiamo tanti belle cattedrali nel deserto come strutture, ci sono gli ospedali, ci sono i macchinari, ci sono i laboratori, tutto quanto, ma nel tempo non ci sono più le persone, quindi manca, tra virgolette, il motore. No, abbiamo praticamente, come se paragonerei una macchina, abbiamo una bella carrozzeria, abbiamo la benzina ma non abbiamo il motore. Questo qua, se ci ricordiamo, una ventina d'anni fa, siccome ho anche la passione di leggere le 24 ore, era stata fatta già una proiezione che con il numero chiuso in medicina, e dopodiché, se ci ricordiamo bene, c'era giù ai Maggiori la scuola Ascoli per infermieri, che dopo 2 anni di superiori si faceva il triennio ad Ascoli e si diventava infermieri genetici, dopodiché si andava in corsia, si lavorava e si continuava a fare i corsi. E quindi su Sole 24 Ore, tornando al discorso di prima, c'era già un esimio professore che diceva: fra 20 anni non avremo più né medici né infermieri con queste leggi. Quindi, secondo me, uno sarebbe anche da aumentare le paghe, perché nel frattempo il Ministero della Sanità non ha rispettato i tempi dei rinnovi contrattuali in questi anni, e di conseguenza è logico che la gente, siccome sono diventati liberi professionisti, possono andare dove che vogliono. Quindi se uno vuole avere uno che lavora a prezzo, con un riscontro economico giusto, con turni adeguati, perché se no anche queste povere persone
vanno a scapito della loro vita personale. Difatti sempre su Sole 24 Ore dicono che nel tempo la maggior parte della gente che lavora in sanità ha dei divorzi, delle separazioni e divorzi per mancanza di conoscenze familiari, cioè Arriviamo ad un punto, perché sennò diventa un po' troppo lungo, francamente. Quindi vorrei dire che il problema d'oggi nella sanità è di uno strascico di 20-30 anni fa, non è un problema di oggi. Ok. E sbaglio, è stato fatto a monte. Ok, sentiamo allora, siamo un po'... Allora, io mi sento di dire che su altri settori c'è stato erano addirittura all'interno dell'ente pubblico c'era un personale dal punto di vista numerico eccessivo sulla sanità, e quindi andavano fatte delle politiche assolutamente di minori assunzioni, e quindi far sì che, cioè oggi, mi si permette, oggi si va nei comuni minori che abbiamo minori solo si intende per popolazione, penso a un Corno di Rosazzo, dove una persona deve gestire tante funzioni. Cioè noi abbiamo oggi nei comuni di Trieste, non so, si va all'anagrafe, abbiamo tante persone. Questa cosa andava riequilibrata. A mio avviso andrebbero fatte ancora tutta una serie di migliorie, dove il dirigente in primis deve rispondere al non operato o ovvio che è anche una responsabilità personale, ma al cattivo operato dei suoi collaboratori e sottoposti, perché un ente pubblico, torno a dire, proprio perché è pagato con i nostri soldi, io vorrei che avesse la stessa efficienza o più o meno la stessa efficienza di un ente privato. Questa cosa deve trovare un attimo ancora questa teoria, un suo collocamento, e basterebbe anche in questo caso guardare altri paesi. Per quanto riguarda la sanità, a mio avviso invece non andava assolutamente fatto un ragionamento del genere, quindi con la diminuzione dei posti letto, proprio perché la sanità è anzi, noi abbiamo visto che c'è sicuramente un aumento della prospettiva di vita, però vuol dire che le persone anziane rispetto a un tempo si recheranno anche statisticamente più spesso, quindi presso l'ente pubblico, presso gli ospedali, presso i pronto soccorsi. Su questo quindi è stato proprio, si è voluto fare di tutta l'erba un fascio, è stato un approccio assolutamente, e oggi stiamo iniziando a pagarne il dazio. Ecco perché dico, prima si torna indietro meglio. È vero quello che diceva il gentile telespettatore, perché conosco alcuni miei amici che lavorano negli ospedali, sia nel Maggiore che a Catinari, i quali mi dicono: Luca, noi l'attrezzatura in fin dei conti l'abbiamo, sono soprattutto le braccia che ci mancano, ma queste braccia mancano per diversi motivi, sia perché a volte i concorsi, però anche questo è da dire allo stesso tempo, che i concorsi sono indetti, ma oggi come oggi le persone, nonostante ci sia carenza di lavoro, preferiscono andare a lavorare nel privato, perché remunerati meglio che non nel posto pubblico. Quindi oggi se volessimo trovare una soluzione non la si trova così. Sicuramente il tema delle retribuzioni deve essere messo mano. Devo dire che questo governo, adesso vedremo in effetti la riforma fiscale che hanno fatto quali sarà, e lo vedremo a breve nelle nostre buste paga. Una riforma, ecco, mi spiace ma lo dico, nessuna forza politica si sta prendendo la responsabilità di fare, e là inizieremo a pagare i veri dazi, la riforma pensionistica. Quando le persone che hanno tutto e solo il sistema contributivo e non il misto del retributivo e contributivo inizieranno ad andare in pensione e non avranno avuto la possibilità, perché chi ha famiglia, di fare delle pensioni integrative, là rischiamo veramente che il sistema sociale inizi ad avere delle grosse crepe. Quindi sì, assolutamente sul sistema sanitario, noi lo stiamo dicendo in tutte le salse, ci assumiamo la responsabilità anche di non averlo fatto noi, perché ci mancherebbe, è inutile dire siamo stati al governo nazionale, comunque però sulla regione FVG sappiamo che la sanità è materia prioritaria.
dove può legiferare, su questo va assolutamente fatto, e va fatto come andrebbe fatto su tutti i grossi temi, non a botte di maggioranza e di opposizioni, ma su questi temi bisognerebbe ragionare tutti insieme, perché ne va veramente del sistema del Paese. Abbiamo 1 minuto e mezzo, se chi è in linea è non rapido, rapidissimo va bene, se no non possiamo andare oltre. Buongiorno. Buongiorno dottor Bosazzi, buongiorno suo ospite, sono Oscar, buon anno a tutti quanti. Volevo solamente fare una precisazione a quanto ha detto poc'anzi riguardo al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore, del CPC. Centro Prime Cure non è un ambulatorio che si può andare quando si vuole. Il Centro Prime Cure non è mai stato un pronto soccorso. Quando è stato inaugurato in via Gatteri è sempre stato un centro prime cure. L'unico pronto soccorso è quello di Catinara. Alle 20 chiudono, quindi dopo le 20 lì non c'è nessuno. Si va per alleggerire il pronto soccorso di Catinara, ma se le cose sono più serie viene il paziente mandato o con l'ambulanza o con i mezzi propri a seconda della gravità a Catinara, quindi non è un ambulatorio. Peccato che non ci sia come in Croazia per esempio, che hanno i prvi pomoci, sarebbero i centri di primo aiuto sparsi un po' in giro per le varie città tipo Umago, Parenzo, Cittadella e così via, perché appunto specialmente nei mesi estivi la città, la popolazione aumenta, c'è tanta gente e a recarsi a un pronto soccorso, oltre che essere distante, perché gli ospedali in Croazia non sono uno accanto all'altro come il nostro, però Muggia una volta aveva i dispensari dietro la stazione dell'autocorriere e lì c'era anche la possibilità di un'eventuale medicazione, strutture e queste cose. Perfetto, dobbiamo chiudere perché siamo veramente in chiusura. Grazie comunque al signor Oscar, grazie a Luca Salvati, consigliere comunale del PD, per essere stato il nostro ospite. E ci vediamo con Sveglia Trieste domani alle 7, ricordatevi il pre-TG alle 13, avremo ospite Elena Pellaschiar per parlare dei saldi, telegiornale alle 13:20. Come si chiama quell'altro? Trieste in diretta alle 18, telegiornale alle 19:30. Direi che ho detto tutto, ci vediamo dopo, buona giornata a tutti e a più tardi.